Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, di nuovo in onda con tutti gli aggiornamenti sul fronte della cronaca, dell'attualità e della politica. Inevitabile partire dal pomeriggio sera da Tregenda, vissuto ieri in Veneto, soprattutto in alcune località. Un caso in particolare è emerso nella tarda serata di ieri nella zona di Montorso, ma ci racconta tutto. La vedo già collegata da Vicenza la nostra Gabriella Basso. Gabriella, buongiorno. Cos'è successo ieri sera a Montorso? Buongiorno a te, Cristian, e telespettatori di Antenna 3. Sì, ieri sera si è abbattuto veramente un fortunale importante sull'Ovest vicentino, oltre che sull'altopiano ovviamente vicentino. A Montorso in modo particolare c'è stata una vittima. Da capire però ancora esattamente la dinamica di quello che è successo. Si tratta di un 46enne di origine indiana, si chiama Kumar Manoi, di 46 anni, che in sella al suo scooter stava probabilmente rientrando dal lavoro, e lui è di Sarego, e quando in via Valchiampo è stato trovato a terra da un'ambulanza che stava transitando là sul posto, probabilmente per dei soccorsi. L'uomo era in arresto cardiaco, ma non si capisce se si possa essere stato colpito dalla pianta, dall'albero che era lì per terra a fianco a lui, se lui ci sia andato contro o se in realtà sia stato vittima anche di un incidente, ovvero ci sia un altro mezzo coinvolto. Infatti sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, è stata disposta l'autopsia proprio per capire dal tipo di ferite quale può essere stata la dinamica che ha portato poi al decesso del 46enne, circa le 21:45 quando è successo. Quindi diciamo che il grosso del fortunale era già passato, un fortunale che ha fatto veramente tantissimi danni e che ha praticamente abbattuto centinaia di alberi. Certo, soprattutto mi dicevi prima nella zona di Montecchio. Sì, in realtà sono stati 85 gli interventi nel Vicentino da parte dei Vigili del Fuoco, di cui gran parte in altopiano, ma moltissimi anche nell'Ovest vicentino, che è stato appunto bersagliato. A Montecchio è stato praticamente rasa al suolo la via principale di Montecchio, Viale Europa, che dove ci sono piante secolari sono state praticamente sradicate. Fortunatamente non hanno colpito nessuno, non hanno provocato danni a case, abitazioni, insomma, o a macchine, quindi è stato veramente una fortuna, ma anche Altavilla, Schio, insomma, tra le bombe d'acqua e il vento, diciamo che è stata veramente una tardo pomeriggio serata veramente infernale. E ovviamente tutte le immagini e gli aggiornamenti, la conta dei danni nel corso delle nostre edizioni. Grazie davvero a Gabriella Basso, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Ecco, Gabriella vi parlava dei danni nel Vicentino, ma ci sono stati danni un po' in tutta la regione del Veneto. Abbiamo delle immagini, possiamo mostrarvele, diversi alberi caduti e cavi Enel penzolanti dal Trevigiano a Verona. Ecco, qui vedete una frana, siamo nella zona del Vicentino. Questi alberi invece che vedete caduti a terra sono relativi alla provincia di Treviso. Questa macchina è stata travolta da un albero a Musestre nella zona di Roncade. Come dicevamo, 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il Veneto, particolarmente battuto l'altopiano di Asiago con una tromba d'aria che si è registrata a Cesuna di Roana, chiusa al traffico la strada provinciale 350, ma danni ingenti ci sono stati anche sul lago di Garda. Ovviamente vi aggiorneremo nel corso dei nostri telegiornali. C'è poi un incidente che si è verificato nella tarda mattinata nella zona di Vittorio Veneto. Siamo in via Levada, queste sono le immagini praticamente in tempo reale che ci arrivano dalla nostra Nicoletta Rizzetto, che si trova sul posto. Una donna, non si conoscono al momento le generalità, è stata travolta da un camion che opera in una cava vicina. È stata trasportata in gravissime condizioni al Cafoncello. Anche qui tutti gli aggiornamenti nel corso di questa diretta.
E veniamo a un caso che sta facendo discutere e che sta ponendo diversi interrogativi, perché è giallo ad Abano Terme su quanto successo nella giornata di ieri, il ritrovamento di un cadavere in una piscina termale, questo in un albergo dismesso. Sentiamo. Pochi abiti addosso, nessun documento, solo un orologio di lusso. Con questi pochi elementi i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo trovato privo di vita in una piscina di un hotel dismesso di Abano Terme. Un particolare che combaciava con una denuncia di scomparsa fatta lunedì mattina a Selvazzano da una famiglia che da qualche giorno non aveva notizie del figlio. Il corpo è di Marco Bernardini, 37 anni, imprenditore di Abano Terme. I genitori lo avevano visto per l'ultima volta giovedì della scorsa settimana, poi il giovane era stato notato venerdì in un bar di Sarmeola e poi aveva pernottato in una camera di un altro hotel delle Terme, da dove era stato visto uscire senza più fare ritorno. Cosa sia accaduto poi resta un mistero. La morte, da un primo esame del corpo, sembra risalire a qualche giorno fa. Non ci sono segni di violenza, ma questo non esclude certo il coinvolgimento di terzi. I carabinieri vogliono capire se il 37enne sia arrivato all'hotel Firenze solo o se sia stato portato da qualcuno. Tutte le ipotesi restano aperte, dal suicidio al tragico incidente. Solo l'autopsia disposta dalla Procura per i prossimi giorni potrà fornire elementi importanti all'indagine. Il corpo senza vita di Bernardini è stato ritrovato lunedì sera dal curatore fallimentare dell'Hotel Firenze, un albergo chiuso da anni e attualmente all'asta. Durante il suo consueto giro di controllo ha notato il cadavere nella piscina piena di acqua piovana e ha subito allertato i carabinieri. Questa quindi è la cronaca, ma ci sono anche tanti altri temi. Tra l'altro alle 12.30 ci collegheremo con l'unità di crisi di Marghera per il punto stampa del governatore Zaia. Si parlerà principalmente di vaccini, ma l'altro tema sul tavolo a livello nazionale ed europeo è quello del Green Pass, soprattutto del Green Pass dopo la linea dettata dal francese Macron per quanto riguarda l'accesso agli esercizi pubblici, ma anche meramente l'uso dei mezzi pubblici, bus, treni. È un argomento che sta facendo discutere non solo le categorie economiche, ma anche la politica e le amministrazioni locali. È così, sindaco di Belluno Jacopo Massaro, buongiorno, bentornato su Antenna 3. Grazie, buongiorno a voi. Beh, sicuramente è un tema molto caldo, molto importante ed è un tema su cui dobbiamo riflettere attentamente. Adesso in questo momento le cose non stanno andando male dal punto di vista della copertura vaccinale in generale, però è evidente che ci sono delle preoccupazioni legate alla variante Delta, che come sappiamo non preoccupa le persone che hanno 2 dosi di vaccino, mentre preoccupa ovviamente le persone che invece non hanno 2 dosi di vaccino, perché chiaramente sappiamo che c'è una riduzione della copertura che è troppo significativa. E rispetto a questo è chiaro che noi dobbiamo garantire le condizioni di sicurezza in tutte le situazioni, perché credo che tutti noi vogliamo assolutamente evitare una impennata dei ricoveri, perché sappiamo che l'impennata dei ricoveri è la motivazione per la quale vengono fatti i lockdown e nessuno di noi vuole andare in lockdown. Quindi sostanzialmente si tratta di capire quali accorgimenti di tipo organizzativo possiamo adottare per cercare di evitare una impennata che ci possa condurre verso situazioni che vogliamo assolutamente evitare. Certo è che il punto centrale, comunque attorno a cui ruota tutto, chiaramente è la percentuale di persone vaccinate. Questo è il punto centrale che ci dice quale strada noi, gioco forza, dovremo intraprendere nei prossimi mesi. Sapere fonti interne dell'esecutivo, si è preso 7 giorni di tempo per capire se questo modello può essere replicato anche in Italia. Tra l'altro c'è un'accelerazione in tal senso da parte del sottosegretario alla salute Sileri, che dice facciamo come Macron. A lei che cosa si augura alla fine, sindaco? Sì o no? Ma guardi, noi come sindaci è da un anno praticamente che sosteniamo che occorre effettuare una diversificazione delle possibilità sulla base dell'effettuazione o meno del vaccino. Questo non guardate, non per un aspetto
punitivo nei confronti di chi non ha fatto il vaccino, non per un aspetto di incentivo. Vedete, l'errore secondo me del governo in questo momento è che stanno immaginando queste misure probabilmente in un'ottica di incentivo a effettuare la vaccinazione, ma non è questo il punto. Il punto centrale è che noi sappiamo che le persone non vaccinate sono vettore molto facilmente del virus, possono mettere in crisi altre persone non vaccinate oppure con una sola dose se parliamo della variante Delta, e possono mettere a repentaglio loro stessi, la loro vita, che è una scelta autonoma per l'amor di Dio, ma il punto è che non è più una scelta autonoma nel momento in cui queste scelte autonome mettono in crisi il sistema sanitario e ci sono persone, magari malati oncologici, che non riescono a fare le cure che dovrebbero a causa del fatto che ci sono troppe persone malate di Covid. Allora, il punto centrale è che questo Green Pass deve funzionare non soltanto per andare in vacanza, deve funzionare semplicemente per distinguere le fattispecie, cioè le situazioni a rischio, dalle situazioni che non sono a rischio. Siccome sappiamo che mangiare al ristorante tutti insieme, andare al bar a bere una birra tutti insieme all'interno di un locale è sicuramente un momento in cui si rischia di più, perché è più facile che ci sia una diffusione del virus se c'è qualcuno infetto, è chiaro che se dentro ci sono solo persone che hanno fatto 2 dosi di vaccino da almeno 14 giorni, siamo ragionevolmente sicuri che insomma non ci siano particolari problemi, mentre da altre parti ovviamente sappiamo che se le persone non hanno fatto il vaccino è opportuno che rimangano fuori, ma non per un fatto di punizione, per un fatto semplicemente che noi dobbiamo garantire le condizioni di sicurezza e mettere le persone sicure in situazioni più ampie e le persone non sicure in situazioni più ristrette. Purtroppo è un sacrificio che dobbiamo fare, sarà transitorio, ma io non credo che ci siano molte alternative. Lei dice la strada è tracciata e Macron, che abbiamo visto nelle immagini, insomma l'ha dettata a tutta Europa. Faccio la stessa domanda ad Andrea Penzo Aiello, che abbiamo strappato al lavoro per qualche istante, quindi un grazie doppio. Andrea Penzo Aiello, che è presidente di Veneto Imprese Unite. Di fronte a questa prospettiva, quindi Green Pass esteso sostanzialmente a tutti i settori, anche a quello del commercio, della ristorazione, qual è la sua posizione, Aiello? Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito come sempre. E saluto anche il sindaco di Belluno, che tra l'altro aspetto una risposta a una mail da qualche settimana, spero che risponda a breve, ne approfitto anche per fargli questo feedback. Detto ciò, per quanto riguarda il Green Pass, noi abbiamo una posizione chiara che avevamo già espresso anche ai vostri microfoni ormai quasi un mese fa, ovvero qualora venisse vissuto come opportunità per far ripartire tutte quelle filiere che ancora subiscono troppe limitazioni, come appunto possono essere i matrimoni, le discoteche e i grandi eventi, allora appunto diventerebbe un'opportunità e potrebbe aiutare l'economia a ripartire in sicurezza, perché l'importante è che tutto venga fatto sicuramente in sicurezza. Per quanto riguarda però ristoranti, commercio, cinema e teatri, tutti quei posti dove ad esempio ci sono quindi dei posti a sedere assegnati, ci sono delle distanze che, se uno segue la norma, sono già distanze di sicurezza perché vengono segnalate e utilizzate ormai da mesi, il Green Pass sarebbe semplicemente un deterrente per chi ad esempio non può vaccinarsi. Penso ad una donna incinta che in questo momento viene sconsigliato il vaccino, che sarebbe obbligata a fare il tampone, però capisce bene che fare un tampone che non sempre è gratuito e quindi anche se ha un'incidenza di 20-30 euro diventerebbe impensabile per andare magari a mangiare fuori una pizza che costa 15 euro. Quindi sarebbe l'ennesima trovata che rallenterebbe il terziario, che è in difficile ripartenza in questi mesi, e verrebbe rallentato non tanto per una reale necessità, ma stando anche a quello che ho detto figliuolo ieri sera, verrebbe rallentato semplicemente per avere un ricatto da poter fare agli italiani per costringerli a vaccinarsi. Al di là di quella che può essere poi la visione sul vaccino, uno può essere favorevole o contrario. Io ho fatto la prima dose, la seconda dose seconda settimana prossima, quindi comunque sono favorevole al vaccino, ma al di là di questo ricattare sulle spalle di un'economia che è già in grossa difficoltà la popolazione, a quel punto forse la scelta diversa da fare all'inizio è rendere il vaccino obbligatorio fin dall'inizio, perché con questi mezzi si mette solamente in difficoltà appunto categorie che già sono ormai allo stremo. E non pensiamo che sia questa la strada da perseguire. Ripeto, se è un'opportunità per far ripartire filiere ancora ferme, ben venga, avranno il nostro appoggio. In caso contrario, già moltissimi nostri associati da Belluno a Vicenza, Treviso, Venezia, Padova hanno detto che non
non accetterebbero questo ulteriore. Siete pronti a ritornare in piazza e non solo come avevate già fatto la scorsa primavera, quando si parlava delle restrizioni? Avevate organizzato dei cortei nelle strade, dei blocchi al traffico. Siete pronti anche a questo? Guarda, la piazza ormai abbiamo capito che resterebbe abbastanza fine a se stessa. Noi eravamo in piazza anche il 13 di aprile a Roma, quando sono stati disordini veri, anche là è servita fino a se stessa. Siamo pronti piuttosto ad andare avanti con una disobbedienza e quindi non accettando eventualmente l'imposizione del Green Pass per i ristoranti, continuare a servire chi ha il Green Pass e chi non ha il Green Pass, anche perché purtroppo c'è da capire che questo Green Pass va completamente a cozzare con quelle che sono le altre indiscrezioni di questi giorni, ovvero l'eventuale zona gialla valutata sull'RT e quindi sul contagio. Quando ci hanno insegnato ormai da settimane, da mesi, che il vaccino non andrebbe a far calare i contagi, ma andrebbe semplicemente a rendere meno pericoloso quello che è il rischio del contagiato. E quindi a incidere sulle ospedalizzazioni. E 45 morti soltanto. Di conseguenza dobbiamo continuare a vivere i prossimi mesi con un alto numero di contagi, ma se questo qua non andrà a gravare sugli ospedali non capiamo perché dobbiamo finire in zona gialla. Quindi o parliamo di zone, chiusure, limitazioni, o parliamo di Green Pass. Fare come sempre un minestrone delle soluzioni perché non si sa a che parte andare a parare è l'ennesima sconfitta di questa politica. Ecco, ma vorrei sentire su questo tema il sindaco di Belluno, che tra l'altro conosce molto bene le questioni sanitarie. Fa bene per esempio anche Zaia, lo ha fatto nella giornata di ieri nel corso della conferenza stampa, chiedere al governo di valutare come è prioritario il criterio delle ospedalizzazioni. Finora abbiamo guardato l'R-Conti, l'indice di diffusione del contagio. Adesso si dice, di fronte a un aumento dei contagi ma a una diminuzione delle ospedalizzazioni e dei ricoveri, bisogna rivedere i parametri. Condivide il sindaco questa impostazione? Sì, e tra l'altro non è una richiesta di Zaia, nel senso che questa è una cosa che viene già dibattuta ormai da circa 2 settimane proprio a livello nazionale. Perché? Perché la variante Delta ha messo in luce ovviamente una modalità diversa di contagio, come era prevedibile che sarebbe accaduto e come si sapeva che sarebbe accaduto, e che quindi era già stato detto che le modalità attraverso cui vengono effettuate queste valutazioni comunque sarebbero cambiate, perché devono necessariamente adattarsi rispetto al tipo di contagio. Quindi è chiaro che l'R-Conti non può essere più l'indicatore primario. Io dico comunque, tra l'altro, che ricordiamoci che ogni tipo di valutazione che noi stiamo facendo è comunque legata poi a un presupposto fondamentale, e cioè tutto quello che noi vediamo dal punto di vista della negatività, no, di questa situazione pandemica è esclusivamente legato all'indice di ospedalizzazione e delle terapie intensive. Mi spiego. Perché abbiamo fatto i lockdown? Poi non entro nel merito adesso del giusti, sbagliati, non mi interessa questo. Il punto centrale è: perché abbiamo fatto i lockdown? I lockdown li abbiamo fatti molto semplicemente perché c'erano troppi ricoveri e i posti letto occupati impedivano agli altri pazienti di poter essere curati in modo normale. Questo è il punto centrale. Allora, partendo da questo presupposto, noi dobbiamo dire che è chiaro che non solo l'obiettivo, ma anche l'indicatore che ci dice se dobbiamo chiudere o meno debba essere legato all'indice di ospedalizzazione e all'occupazione dei posti di terapia intensiva. Quindi la richiesta di Zaia è assolutamente corretta e legittima, ma è un tema di discussione che sta andando avanti già da un paio di settimane. Quindi sostanzialmente credo che quello ci arriveremo sicuramente. Vi chiedo, prima di andare in pubblicità, proprio 20 secondi a testa, che reazione avete avuto di fronte alle immagini di tifo, talvolta anche selvaggio, che si sono registrate nelle varie città del nord-est? Abbiamo mostrato quelle di Treviso, che sono state forse le più eclatanti, ma ci sono state scene di assembramenti anche in Piazza dei Martiri a Belluno. Ma è stato così ecco, questa è Piazza dei Martiri, se non sbaglio, esatto, sì. E quindi ecco, di fronte a queste immagini che hanno caratterizzato lo scenario italiano in questi giorni, qual è la vostra reazione? Sindaco di Belluno Massaro e poi Penzoiello, poi la pubblicità.
Ma guardate, io non sono andato in giro a fare festeggiamenti, non perché non avessi da festeggiare, avevo, come tutti noi italiani, avevo da festeggiare un sacco, ma non sono andato perché lo ritenevo semplicemente stupido. Io capisco perfettamente, ovviamente, la voglia delle persone di uscire, di relazionarsi, che non ne possiamo più, però in questo momento la trovo una cosa assolutamente sbagliata. Detto questo, per fortuna Belluno oggi ha uno degli indicatori di copertura vaccinale, parlo proprio del comune, non della provincia, proprio del comune di Belluno, ha uno degli indicatori di copertura vaccinale più alti diciamo del Veneto, al di sopra della media provinciale, al di sopra della media veneta, eccetera. Quindi mi auguro, mettiamola così, no, che questa nostra copertura vaccinale aggiuntiva abbia contribuito ad abbassare le probabilità di contagio. Ecco, e questo è un augurio. Sappiamo che insomma è un po'. Prego. È un augurio questo ovviamente, Sindaco, ma tutti i suoi colleghi stanno dicendo in questo modo, cioè non si poteva probabilmente arginare questa gioia, era una gioia forse incontenibile che arrivava dopo mesi difficili, ce lo stiamo dicendo da tempo. Vedremo nelle prossime settimane se e quanto dovremo raccogliere i cocci. Penso, Aiello, 20 secondi e poi la saluto. Le immagini di Treviso sono state abbastanza eclatanti, o sbaglio? Sì, sono state eclatanti, seppur probabilmente inevitabili, nel senso che contenere quella mole di tifosi si sapeva già da giorni, sarebbe stato impossibile in caso di vittoria. Quello che ha dato sicuramente più fastidio sono state le dichiarazioni il giorno dopo del sindaco di Treviso e del prefetto Laganà, dove hanno detto che comunque la situazione secondo loro nei festeggiamenti era sotto controllo, e allora ci ha fatto specie appunto recepire che era sotto controllo la piazza con 3.000 persone che festeggiavano e non era sotto controllo invece la situazione dei locali in cui hanno proibito a 100 persone sedute fuori con prenotazione di cenare e guardare la partita. Probabilmente 2 pesi, 2 misure, l'ennesimo scivolone. Grazie penso Aiello, buon lavoro. Sindaco Massaro, resti con me, abbiamo qualche istante di pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, siamo sempre collegati con il sindaco di Belluno Jacopo Massaro. Vi do solo un aggiornamento, il Papa è stato dimesso questa mattina, era al Gemelli dal 4 luglio, il pontefice ha utilizzato la sua consueta auto ed è ritornato così in Vaticano, era ricoverato quindi da una decina di giorni. Sindaco, torno da lei per cambiare argomento, perché nei giorni scorsi c'è stata una protesta molto forte, molto importante da parte dei sindaci italiani, da parte di tutti i sindaci italiani rappresentati dall'ANCI, che chiedono più dignità. Cosa significa avere più dignità per un sindaco? Ma innanzitutto chiariamo che i sindaci non chiedono alcun tipo di privilegio, non chiedono vitalizi, non chiedono cose particolari. Il punto centrale che noi invece vogliamo sottolineare è un aspetto che forse sfugge a molte persone e che sta sfuggendo un po' troppo anche allo Stato, ed è il fatto che oggi in questo momento noi sindaci siamo di fatto responsabili di fronte a ogni tribunale penale, ma anche in sede civile, ma anche in sede amministrativa, contabile, eccetera, siamo responsabili di tutto praticamente. Qualunque cosa accada nella città, anche tutte quelle cose che non sono nella nostra disponibilità, cioè sulle quali non possiamo intervenire noi sindaci, non possiamo decidere, addirittura noi ogni tanto rispondiamo penalmente di atti che sono per noi obbligatori per legge. Quindi ci troviamo nel paradosso per cui se io non firmo una certa carta, un certo atto, commetto una omissione d'atti d'ufficio, ma se lo firmo e sono obbligato a farlo, magari mi arriva poi dopo l'avviso di garanzia della procura perché è successo qualche cosa. Allora è una situazione che è diventata intollerabile. Pensate che in questo momento qua il 95, mi pare, 93, non ricordo, per cento dei sindaci che sono stati inquisiti non sono neanche arrivati a processo perché poi la loro posizione è stata stralciata. Ma per arrivare lì i sindaci hanno dovuto difendersi, sono stati sottoposti molto spesso a un fastidiosissimo linciaggio mediatico, un po' dalla stampa magari, no? Che riporta la notizia e fai sempre una figura terrificante quando finisci sui giornali per queste cose qui, oppure sui social media dove vieni costantemente massacrato, nei consigli comunali dove vieni massacrato, e poi
dopo 2 anni o dopo 1 anno magari viene fuori che non c'è niente e viene tutto archiviato e tu intanto ti sei pagato autonomamente il tuo avvocato, ti sei dovuto sottoporre a questo stress pazzesco, i familiari si sentono sempre in grande imbarazzo perché dopo si sentono trascinati anche loro indirettamente sui giornali, è una cosa molto fastidiosa. Allora è diventato impossibile. Non so se avete visto il caso di quella collega sindaca che è inquisita in questo momento perché un bambino in un asilo comunale ma gestito da una cooperativa, quindi con un gestore, si è schiacciato le dita in una porta tagliafuoco. Una porta appunto tagliafuoco, e la procura l'ha inquisito perché dice doveva trovare il modo di tenere aperta quella porta il bambino. Il sindaco doveva trovare il modo di tenere aperta quella porta perché il bambino non si schiacciasse le dita. Una porta tagliafuoco per legge deve rimanere chiusa e deve addirittura per legge avere la molla che la chiude automaticamente e quindi rispondi di una cosa che è un controsenso e un'assurdità e addirittura risponde il sindaco di questa cosa e non invece il soggetto gestore, cioè le persone che dovevano controllare che il bambino non si facesse male, perché il sindaco non può mica fare anche l'educatore all'interno dell'asilo nido. Ecco, siamo arrivati a questo livello. Considerare che questo sindaco ora si dovrà pagare di tasca sua l'avvocato, passerà dei guai, è finita sui giornali, la stanno massacrando. Questo è il nostro problema e guardate che questo problema è diventato drammatico perché non si trovano più i candidati per fare i sindaci, perché nessuno questa che è una missione non può diventare una vocazione al martirio, cioè deve essere una vocazione per un lavoro bellissimo, un incarico importantissimo che si fa con un sacrificio enorme dal punto di vista familiare, economico, lavorativo, ma va benissimo questo, ma non può diventare una vocazione al martirio, perché poi fra un pochino troveremo tutti i comuni commissariati perché non ci saranno sindaci, perché nessuno si sta presentando alle elezioni, per forza. Problema questo che in provincia di Belluno, in un territorio già poco popoloso, è drammatico per certi versi e insomma ci sono tanti esempi in tal senso e ci sono stati. Assolutamente sì, in provincia di Belluno ogni anno noi abbiamo dei comuni che sono commissariati perché non si riescono a trovare i candidati e adesso a novembre ci sarà un'altra tornata elettorale e guardate che le cose andranno peggio. Quindi c'è una situazione veramente molto difficile. Il sindaco deve essere una persona che ci tiene a governare la propria comunità e la propria città, non può essere una persona trascinata a forza a fare il sindaco perché non si trova nessuno, perché dobbiamo avere persone che sono motivate. Però dovete immaginare che quello che dicevo prima dal punto di vista delle responsabilità, provate a immaginare il fatto che nella gran parte dei comuni italiani, per esempio, l'indennità di un sindaco era più bassa del reddito di cittadinanza e lo Stato ha dovuto, siccome era imbarazzante per lo Stato dare il reddito di cittadinanza alle persone che sono in difficoltà e dare meno di questo a un sindaco con le responsabilità che aveva, hanno dovuto fare una legge ad hoc per portarla a qualche euro sopra il reddito di cittadinanza per evitare questo imbarazzo. Certo. Cioè, siamo veramente alla follia. Pensate che allora, stacchiamo la spina a sto punto. Sindaco, un attimo, se possiamo rivedere il sindaco di Belluno, che lo saluto. Alessandro, possiamo vedere il sindaco un attimo di Belluno? La ringrazio, sindaco, per il tempo che ci ha concesso, molto chiara la protesta e il suo messaggio. Arrivederci, mi stia bene, buon lavoro. Ci colleghiamo con Marghera. L'ingegnere vi darà un punto nave, come si dice nel gergo, rispetto ai vaccini, quindi numeri sui vaccini, come sta andando la campagna, alcune grosse novità, grossissime novità e informazioni utili ai cittadini. Dopo c'è anche tutto il tema, ne parlavo anche ieri con l'assessore e con la dottoressa Russo, del Green Pass, perché tanti cittadini dicono io sono stato vaccinato e non riesco a scaricare il Green Pass, mi dice non possibile. E anche lì ci stiamo adoperando, ma non dipende da noi perché lì è un tema nazionale. Però intanto vediamo un po' di dati rispetto al bollettino. Allora, terrò sempre sui fogli lungamente, perché i cittadini devono copiare i numeri, mi hanno detto. Allora, tamponi molecolari sono 5.786.230, tamponi rapidi o test rapidi sono 5.420.000. Stiamo galoppando verso i 12 milioni di test. Il numero dei positivi ad oggi, dal 21 febbraio, sono 427.004 intercettati con i tamponi. No? Ogni tanto c'è qualcuno che dice che facciamo pochi tamponi, che non facciamo tamponi. Ecco, questi sono solo l'esito di una campagna da 12 milioni di tamponi. Positivi ad oggi, isolati nel nostro territorio, sono 5.492.
Positivi nelle ultime 24 ore sono 261. Intercettati con 27.465 tamponi, che equivale allo 0,95% di incidenza. Vi devo dire ancora che i ricoverati sono 249, cioè il numero è invariato, quindi non abbiamo effetti ancora sui ricoveri. Considerate che nelle ultime 48 ore noi abbiamo avuto poco più di 500 positivi, solo nelle ultime 24 ore. Questi 249 sono così suddivisi: 233 nella zona non critica, area non critica, e 16 in terapia intensiva. La terapia intensiva non Covid è rappresentata da 351 persone che non sono malate di Covid, non sono positive, ma sono in terapia intensiva, quindi, come dicevo ieri, grande attività delle nostre sale operatorie, degli ospedali, perché questi sono numeri alti. Considerate che nel periodo di lockdown, quando appunto non si facevano incidenti stradali, non c'erano problemi, noi avevamo in terapia intensiva 220-230 pazienti, oggi ne abbiamo 351. Totale dei morti 11.624 più 1. I dimessi, quindi coloro che sono stati curati in ospedale, sono 22.220, che fra l'altro ogni tanto ve lo dico, so che qualcuno lo sa già a memoria, però ci tengo a ricordarlo, così resta in testa. Questi sono i positivi dal 21 febbraio, 427.000. Questi sono i curati dal 21 febbraio in ospedale, 22.220. Se voi fate 427.000 meno 22.000 fa 405.000 più o meno, no? Vuol dire che 405.000 positivi o non hanno avuto sintomi, più o meno la metà, o ce li hanno avuti e sono stati curati a casa. Lo dico perché anche sta leggenda metropolitana di far credere ai cittadini che nessuno è stato curato a casa è una balla, perché 427.000 meno 22.000 che sono andati in ospedale fa 405.000, metà sintomatici, metà asintomatici che si sono curati a casa grazie al fai da te, ai medici di base, alle USCA, a tutti quelli che sono intervenuti. Alcune considerazioni: come vedete 261 sono i positivi nelle ultime ore. Allora, noi continuiamo a dire che in questa fase la correlazione positivo, o meglio la percentuale la correlazione che c'è tra il positivo e i ricoveri, l'ospedalizzazione, è di gran lunga inferiore a quella che accadeva nelle altre ondate. Cioè nelle altre ondate, fatto un tot di positivi, noi sapevamo già che avevamo il rilancio nelle ospedalizzazioni. Avete visto che ad esempio la Gran Bretagna, l'Inghilterra scusate, ha fatto 210.000 positivi in una settimana e ha fatto 3.000 ricoveri. Ovviamente erano altri i rapporti quando aveva, diciamo, altre ondate di infezione. È fondamentale dire che noi continuiamo ad andare avanti con la fase dei tamponi. Mi spiace che ci sia ogni tanto qualcuno che dice che con i tamponi non ci siamo. Con i tamponi siamo i primi in Italia. Immagino che vi abbiano ieri mandato la tabellina, che è eloquente, che è quella che noi siamo i primi in assoluto in Italia a fare tamponi, ma di gran lunga. Cioè noi abbiamo 430 tamponi al giorno su 100.000 abitanti, gli ultimi della lista ne fanno 70, tanto per dare una dimensione. Avevamo 21.000, qui siamo 27.000. Ecco, brava, grazie Assessore, ieri avevamo 21.000 tamponi, oggi ne abbiamo 27.000, cioè 27.000 tamponi li fai se sei in zona rossa, non tutto chiuso, per capirci. Quindi ringrazio anche i cittadini. So che i ragazzi hanno colto il mio appello. Noi abbiamo voluto con forza mantenere aperti i punti tampone gratuitamente, con accesso libero, senza ricetta, senza nulla nella prescrizione medica, finché i ragazzi e i cittadini in generale, tutti i cittadini, possano fruire di questo servizio.
ma possano anche farlo in maniera preventiva, nel senso che se devi andare a una festa, una cena, un battesimo, una cresima, quello che sarà, a un matrimonio, ci vai direttamente al centro tamponi, ti fai il tuo tampone 24 ore prima, non tanto prima, in maniera tale da sapere se hai un'eventuale positività, magari sei un asintomatico. Ecco, a me piace ricordare questo per un motivo, perché spesso arriva qualcuno e mi dice: oh, in Francia fanno il tampone velocemente senza tanti problemi, è gratuito, e noi qui in Italia no. Ma in Veneto cosa facciamo? La stessa roba, basta andare a farselo il tampone, vorrei ricordare. E se andate in farmacia o presso laboratori privati lo pagate, ed è corretto così. Voglio spezzare una lancia nei confronti della polemichetta da social, perché noi abbiamo fatto una scelta come ente pubblico, ma abbiamo anche convenzionato le farmacie e i laboratori che lo faranno a pagamento, perché sono fuori da questo progetto di gratuità, ed è giusto che sia così, sono dei privati, è giusto che siano remunerati le loro attività. Detto questo, io continuo a fare appello a livello nazionale affinché si prenda atto che, se vogliamo, io credo nella campagna di testing con i tamponi nei territori. Un appello che faccio è l'appello di dire che si faccia in modo che il calcolo, l'incidenza, no? Il numero di positivi su 100.000 abitanti a settimana sia un valore depotenziato per il passaggio di colore di zona, perché se no rischia di diventare pericoloso. Come si può dire, è controproducente fare il tampone, perché se è vero che il tampone becca il focolaio e te lo ferma, è altrettanto vero che con valori così bassi di 50 per saltare da una... Per carità, c'è anche l'ospedalizzazione, anche il tema delle terapie intensive, ma con 50 passi da un colore di zona a un altro, 50 positivi a settimana, capite che ci metti poco. Se per assurdo facessimo 5 milioni di tamponi in un giorno, noi abbiamo già passato la soglia, siamo già tutti chiusi, quindi questo è bene saperlo. Perché? Perché il vero tema in questa fase, a me sembra, che sia rappresentato dal fatto di andare a cercare il dato vero, che è quello dell'ospedalizzazione. Quindi i sintomi e l'ospedalizzazione. Sapete, è come se noi andassimo oggi a cercare tra la popolazione il virus dell'influenza. Ce ne sono molti di asintomatici che hanno il virus e che magari non svilupperanno mai l'influenza in autunno, ma non è che possiamo dire che siamo pieni di influenza, no? Quindi dobbiamo ritarare sta roba. Oggi c'è l'ingegner Fattori, al quale io passo la parola dopo aver risposto a domande, se ci sono, che parlerà dei vaccini. Allora, a me interessa dire che intanto fargli i complimenti per come lui è un ingegnere e si è attorniato di ingegneri gestionali tutti i giorni. Magari un giorno potremo portarli i ragazzi in conferenza stampa, così vedete, diciamo, materialmente e fisicamente i nostri giovani ingegneri che si sono occupati della campagna vaccinale, coordinati e diretti dall'ingegner Fattori. Oggi annunciamo che si apriranno le scuole a settembre. I ragazzi sono ovviamente interessati in maniera importante da questa variante Delta, perché i 15, diciamo 24 anni sono la fascia d'età più colpita. I ragazzi sono coloro che giustamente frequentano i loro coetanei e si creano anche degli assembramenti naturali involontari a volte, no? Pensate alla spiaggia piuttosto che una piazza o altro. A loro diciamo sempre: mettetevi la mascherina, siete in mezzo all'assembramento, però avete anche un'opportunità, è volontaria, libera, che è quella della vaccinazione. Oggi noi annunciamo che abbiamo 276.000 posti liberi fino all'8 settembre. Sono tutte prime dosi, e questo è importante dirlo, e sono a disposizione di chi vuole mettersi in sicurezza per l'inizio dell'anno scolastico o altri cittadini che abbiano deciso. Peraltro dopo l'ingegner Fattori vi darà anche un altro dato importante sulla copertura degli over 60, perché noi ormai ci siamo arrivati, cioè abbiamo una copertura sia degli over 60, poi vi darà un altro dato importantissimo che è quello della copertura di tutta la popolazione, che noi verosimilmente potremo arrivare a settembre all'80%, giusto? 82% di tutta la popolazione veneta coperta da vaccino. Quando si parla sempre di risposta della campagna vaccinale, da noi i cittadini si sono vaccinati, si vaccinano. Abbiamo avuto delle flessioni date un po' dalla mancanza di vaccini e quindi da posti in agenda, dall'altro anche dalla stagione. La stagionalità non ci ha aiutato, perché quando tu vedi che spariscono le mascherine, vedi il caldo, vedi che tutto è aperto, dici ma il vaccino in autunno. Insomma, in agosto si va in ferie e noi siamo aperti,
scrivete aperti ad agosto, non siamo chiusi per ferie, quindi tutti i centri vaccinali ad agosto lavoreranno a pieno regime. Ne approfitto per ringraziare tutte le donne e gli uomini della sanità e il mondo del volontariato che ci affianca in questa avventura che mai avremmo pensato di intraprendere, giusto ingegnere? Mai avremmo pensato di stare qui a fare i piani per i vaccini. E se non ci fosse stata questa macchina vaccinale coadiuvata dai medici di base, dalle farmacie e un po' da tutti coloro che sono andati a fare, anche i volontari, le croci ad esempio, la Croce Rossa eccetera, non avremmo queste performance. Mi sembra che stamattina abbiamo 47.000 sì. 47.000 vaccini inoculati questa mattina. Insomma, sta andando alla grande. Se avete domande poi io passo la parola a Ingegnere Fattori e vi saluto. Temo che le colleghe per tranne questi giorni oggi avranno molto da chiedere. Prego. Spiritoso di Parmigiani. Buongiorno. Scusi Presidente, quindi i 276.000 posti liberi sono solo per gli studenti o per chiunque? Per chiunque, però l'appello che facciamo è anche ai ragazzi che vanno alle scuole. Vi ricordo che la vaccinazione è possibile dai 12 anni in su. È pur vero che molti genitori non sono riusciti a far vaccinare i propri figli, o molti ragazzi non si sono vaccinati perché non c'erano posti in agenda, perché lo sappiamo, no? E sono da oggi? Sì, sono operativi, quindi da questo istante le agende sono già caricate, si può tranquillamente, non c'è un'ora X, no? Non c'è il click day. Sono già aperti, per cui chi vuole prenotarsi sono 276.000, cioè vuol dire fare la prima dose entro l'8 settembre. L'altra domanda Presidente. E ce ne sono 242.000 prenotati oltretutto nel frattempo. Beh, dopo vi dai i dati l'ingegnere Fattori. Perfetto. Quello che volevo chiederle, si sta diffondendo il timore che il Veneto, come altre 4 regioni, possa essere declassato in fascia gialla. Allo stato attuale noi non abbiamo parametri. Ma non abbiamo neanche i numeri da fascia gialla, però se la situazione dovesse peggiorare, come diceva lei, lo scenario potrebbe presentarsi. Quanto avverte questo rischio? Al momento no. Considerate che per passare in fascia gialla c'è il parametro dell'incidenza più quello dell'ospedalizzazione, noi abbiamo tutti a zero praticamente. E secondo me va incentivata la campagna dei tamponi, ma va anche, come si può dire, va ritarato il parametro dell'incidenza, cioè tu non puoi chiedere a una persona, come si può dire, di correre e poi multarlo per l'eccesso di velocità. Cioè, è un controsenso, no? Cioè, ci stanno dicendo correte andare a dare questo servizio, noi siamo gli unici in Italia che danno questo servizio ai cittadini, e poi ci dite che verremo multati perché abbiamo corso più degli altri. No, a questo punto noi ci mettiamo a riposo, facciamo quello che è previsto per legge, non quello che stiamo facendo in maniera ciclopica adesso. Noi guardate, oggi abbiamo 27.000 tamponi, dovevamo farne solo 7.000, tanto per capirci, per legge. 7,5, brava, grazie. Sono 150 ogni 100.000 abitanti. Per cui noi ci stiamo veramente mettendo impegno e diamo un servizio ai cittadini, perché i ragazzi si stanno presentando ai centri vaccinali per farsi i centri tamponi per farsi i tamponi. E non è vero che abbiamo chiuso i centri tamponi. L'altra domanda Presidente, in Francia Macron ha previsto il pass vaccinale o l'esibizione del tampone, l'esito negativo del tampone per andare al cinema, a teatro, e dai primi di agosto anche per andare a prendere un caffè all'aperto seduti fuori davanti al bar. Lei che cosa pensa di questa iniziativa di Macron e se secondo lei è fattibile anche in Italia o in Veneto? Guarda, io penso una cosa, che intanto queste devono essere iniziative valutate con serietà e soprattutto coordinate, perché capite che questo non è una partita da poco. Cioè, voi immaginate solo una realtà turistica che dice ai suoi ospiti da oggi funziona così, cioè vuol dire che diciamo bisogna comunque garantire un soft landing se prendi in mano una partita come questa. Dall'altro è pur vero che si aprono 2 scenari se non 3. Il primo, che è quello di dire che a questo punto vuol dire che il vaccino diventa obbligatorio, o quantomeno diventa una forte coercizione, e quindi penso che a quel punto forse la strada più breve era quella che Macron dicesse che il vaccino è obbligatorio, perché se tu non ti puoi neanche più muovere di casa. 2, c'è il tema della privacy,
che è un tema non irrilevante. Vi ricordo che noi siamo l'unica regione che è stata bacchettata anche pesantemente dal garante della privacy, perché chiediamo il Green Pass all'ingresso per l'ingresso in ospedale. È lesivo della privacy, cioè non so, in guerra dovevamo stare a pettinare bambole. 3, nel momento in cui tu introduci una norma come quella di Macron, tu devi essere in grado di garantire a tutti quelli che si vogliono vaccinare di avere il vaccino. Non mi sembra che in Italia abbiamo tutta questa disponibilità di vaccini. Se per assurdo si introducesse ora, noi abbiamo un contingente di cittadini che potrebbero in via teorica chiedersi di essere vaccinati e dobbiamo dirgli: guarda, tu al cinema, al ristorante, al bar e 3.000 altri posti non ci puoi andare prima di un paio di mesi, perché ti garantirò il vaccino a fine ottobre. Quindi io direi che questa è una partita da essere messa in mano al CTS. Ultimo aspetto fondamentale è che ci sarà un dibattito inevitabile. Noi quando saremo arrivati a ottobre avremo l'80% dei cittadini vaccinati, è ovvio che avremo 2 detentori di interesse, no? Chi ti dirà: io sono vaccinato, cosa vuoi da me? E chi ti dirà: io per libera scelta non mi sono vaccinato, ho diritto di vivere normalmente. Questi sono temi sui quali ovviamente le autorità scientifiche dovranno interrogarsi. Ma di suo lei da che parte penderebbe? No, io su questo non mi esprimo. Ripeto, dietro a questo fatto, se da un lato c'è la tutela di chi si è vaccinato, dall'altro è pur vero che si introduce l'obbligatorietà indirettamente. Per cui questa è una scelta importante, etica, non è solo di sanità pubblica, è anche etica. Io però vi ho detto, io ad esempio sono contrario a pensare che i bimbi a scuola debbano essere divisi classi vaccinati e non vaccinati, c'è una forma di ghettizzazione, per non usare altri termini più pesanti. Dopodiché la situazione si sarebbe risolta se non avessimo avuto tutta questa ondata di Novax, però vabbè, grande ondata in Veneto non la stiamo vedendo, perché se arriviamo all'82% di popolazione vaccinata per ottobre, non mi sembra che sia tutto sto disastro, anzi, scusami. L'ultima domanda, Presidente. Ieri si è riunita con le prime audizioni la commissione d'inchiesta speciale sul Covid, quella che anche lei aveva spinto perché appunto si faccia chiarezza su tutto quello che è successo nel bene e nel male. C'è stata una polemica, l'opposizione ha tra virgolette tartassato i primi 2 esperti che sono stati invitati a parlare, la dottoressa Ricci dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e la dottoressa Russo, responsabile della prevenzione. La polemica che ne è nata perché le altre esponenti della maggioranza sostengono che quando si fanno le audizioni gli ospiti, gli esperti, i tecnici non possono essere tartassati, e l'opposizione ha replicato dicendo non può esserci censura. Lei è a conoscenza di quello che è avvenuto e che cosa pensa? Sinceramente no, ma sentiamo l'assessore che c'era ieri, ho seguito. Io sinceramente non so nulla di questa roba. Parlo dopo naturalmente. Vabbè, ok. Può andare bene, facciamo dopo. Sì, va bene dopo. Prego Antonella. Allora Antonella Prigioni, poi si è aggiunto Marco Bonet. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Alla luce dell'aumento dei contagi e anche di quello che si legge, il rischio che il Veneto e le altre regioni possano diventare gialle, quanto è diventato adesso necessario rivedere i parametri di classificazione delle regioni, proprio delle regioni, alla luce anche del fatto che questo aumento di contagi non incide sui ricoveri? Questa è materia meramente scientifica ed è giusto delegare al Comitato Tecnico Scientifico Studio Superiore di Sanità, che immagino stiano già lavorando su questo tema. È logico che il virus e la sua infezione che ne consegue con le varianti abbia un'evoluzione, no? Se siamo partiti dal picco dovremmo arrivare al punto zero, dove avremo una forma di endemicità dove il virus non sarà più un problema, di mezzo ci saranno dei piani di sanità pubblica che si adegueranno alla situazione, non è che possiamo uscire col carro armato per fare una battaglia contro uno che ha una fionda in mano, ma se c'è un altro carro armato ci serve il carro armato, dobbiamo essere proporzionali in base allo scenario che abbiamo davanti. Ad oggi sembra che lo scenario sia uno scenario di tanti asintomatici,
bassissima ospedalizzazione, poi vedremo se continuerà ad essere così o cambia nuovamente, magari se scopriremo che ci sarà un'altra ospedalizzazione, ma a quel punto abbiamo i vecchi parametri che ci dicono che sopra il 30% di terapie intensive, sopra il 40% di ospedalizzazione in area non critica e sopra il 50 casi su 100.000 abitanti si passa già in giallo direttamente, poi c'è l'arancione e rosso, ma noi vorremmo evitare di arrivare a chiusure ancora. Poi, se posso esulare dal tema Covid, vorrei chiederle un commento sul decreto del governo che sposta dal bacino San Marco le grandi navi. Sì, guardate, io ne ho parlato con il primo ministro Draghi l'altro ieri, che mi ha chiamato. Noi facciamo parte di coloro che pensano che le grandi navi debbano uscire dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco. Questo l'abbiamo sempre detto, cioè il decreto si chiama Clini-Passera e porta il nome di due ministri che erano ministri che scrissero il decreto nel febbraio 2012. Sono passati 9 anni e mezzo. I litigi tra i ministeri, beni culturali, trasporti e ambiente non hanno mai portato a nessuna soluzione. Oggi c'è una soluzione. L'unica riserva richiesta che ho fatto al Presidente, ma che conosce, è un fatto, come si può dire, di correttezza istituzionale. No? Siamo davanti a una società concessionaria che si chiama Venezia Terminal Passeggeri, che ha la concessione dello spazio acqueo per ricevere le navi da crociera. Ha una concessione, quindi ha un diritto, no? Perché se le ha aggiudicato questo diritto, è come se noi andassimo a chiudere un'autostrada e il concessionario dice: scusa, chi mi dà delle macchine che passano tutti i giorni? Quindi c'è un tema di transiti che non avremo più. La società di chi è? Non è fra l'altro di un privato, è della Regione Veneto e con altri soci che sono ad esempio le compagnie di crociera, tanto per citarle, no? MSC, Royal, eccetera. Allora, c'è un tema di ristoro dei mancati proventi, perché poi voglio ricordare che questa chiusura del 1° agosto è ipotizzata fino a quando non saranno allestite le banchine che esistono ma devono essere messe a posto a Marghera, e saremo sempre noi lì a gestire perché abbiamo noi la concessione. Quindi questo buco, da un lato i ristori, dall'altro io dico che c'è anche un tema di comunicazione internazionale. I nostri compagni di viaggio nella società Venezia Terminal Passeggeri sono nelle grandi compagnie di crociera, cioè non può passare l'idea che in Italia, già è passata con le autostrade, no? Che in Italia arriva uno a spegnere l'interruttore e tutti a casa, perché loro sono entrati in una società, hanno fatto degli investimenti sapendo che la società aveva una concessione. Allora, lo Stato, che dà la certezza del diritto, dice: bene, ti ho fatto un danno, siamo qui a ripagare. Il Presidente del Consiglio non l'ho trovato avulso da questi ragionamenti, ha condiviso il ragionamento, ci siamo lasciati con l'impegno, fra l'altro che ha preso corpo subito, di mettere i nostri rispettivi tecnici a discutere di queste attività, non so, i 6 milioni di euro che dobbiamo dare di canone ogni anno al porto per come Venezia Terminal Passeggeri, ma se non è più le navi non serve dare il canone o no? E quindi già dopo mezz'ora che ci eravamo parlati, i nostri rispettivi apparati, staff tecnici, nella fattispecie il Presidente Spagna e l'ingegner Gagliano Di Marco, che era l'amministratore delegato di Venezia Terminal Passeggeri, stanno parlando con gli uffici a Roma. Il decreto al suo interno riporta ovviamente lo spazio per questa trattativa. Ultimo aspetto che io ho sottolineato è che dico che in questo contesto dovremmo anche pensare a una possibile rinegoziazione della concessione. Lo dico, se possibile, se sta in piedi dal punto di vista giuridico, non è fuori dai temi parlarne. Insomma, quando c'è stato il Covid, molte concessioni, molti contratti sono stati prorogati dei mesi corrispondenti al periodo di ferma del Covid. Noi se abbiamo un fermo, già ci siamo beccati il Covid, adesso senza crociera, adesso che dovrebbero iniziare ci becchiamo i lavori, insomma andremo a finire a 3-4 anni di ferma. Oltre ai lavoratori, ecco, sui lavoratori noi abbiamo presentato anche una proposta con un documento per punti riservato sul quale ragionare, però i lavoratori poi devono essere assolutamente tutelati. Grazie. Prego.
Prego. E Marco, hai domande? C'era Alda che aveva chiesto. Scusa, non mi serve sul discorso prego. Posso, Marco? Grazie. Ma 3-4 anni di fermo, cioè nel senso che non si va neanche più a Marghera, oppure 3-4 anni di fermo nel senso che la VTP non ha introiti? Sì, di VTP che finché non sarà operativa Marghera a pieno regime, noi di fatto ci pochiamo 16 mesi di Covid che ci hanno massacrato. Facciamola, diciamo, una previsione di quelle veloci da 1 anno e mezzo, 2 anni per approntare tutto. Alla fine la nostra contabilità sono 4 anni di magra nei nostri bilanci. Considerate che VTP fattura circa 40 milioni di euro all'anno e sono soldi che poi diventano dividendi e che noi reinvestiamo nelle attività produttive come Veneto Sviluppo, perché poi il socio è Veneto Sviluppo per conto della regione. Marco, sì, allora una domanda, diciamo così, un po' di scenario, volevo capire questo. Sì. Cioè, rispetto al tema dei vaccinati, cioè ha ancora un senso sottoporli, diciamo così, alle stesse procedure, mi riferisco alla quarantena, no? In caso di tamponi positivi? Allora, premessa, sappiamo che anche chi si è vaccinato 2 dosi, 1 dose si può ancora infettare. Nel caso venga infettato deve sottostare alla quarantena, all'isolamento e tutto quanto. Cioè, ovviamente questa cosa qua impatta sulla vita delle persone, blocca il lavoro, blocca le famiglie, blocca tutto. Mi chiedo se per quanto ancora questa cosa proseguirà, visto che gli scienziati ci dicono che fortunatamente chi è vaccinato non rischia l'ospedale ed è anche un infettante. Quindi chiudo il ragionamento per fare un parallelo: sarebbe come se noi decidessimo di quarantenare, isolare, impedire di lavorare e di vivere alla gente che contrae l'influenza. C'è una prospettiva che questa cosa finisca? Grazie. Ci stanno ragionando e peraltro le regioni hanno anche posto questa questione. Non è una questione, diciamo, fumosa, perché poi, come dicevo prima, anticipavo prima, non so se è già arrivato, noi ci ritroveremo ad ottobre con circa l'80-82% della popolazione vaccinata, che saranno dei detentori di interessi da vaccinati. La mobilità, non quarantenarli, non metterli in quarantena, eccetera. Noi abbiamo già posto questa questione e questa è una decisione che poi dovrà, secondo me, tradursi in un nuovo piano di sanità pubblica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, del CTS, del governo, insomma. Anche perché questo darebbe un senso alla vaccinazione, se ci pensate, no? Adesso vabbè, la scelta Macron è una scelta estrema, però ci sono delle piccole cose che vanno riconosciute al vaccinato, questo è innegabile, tipo la quarantena, cioè perché devo mettermi in quarantena se sono vaccinato e ho un tampone negativo? Perché questo è uno dei temi, no? Prego, vi lascio, se no, avete concluso, vi lascio con l'ingegner Fattori e l'assessore ovviamente, che poi risponde, se vuoi puoi anche rispondere subito, se vuoi. Sì, era rimasta pending quella risposta. Arrivederci, grazie. E prossima settimana facciamo. Allora, io ieri ho portato i saluti, quindi in apertura per quanto riguarda la commissione d'inchiesta, manifestando la massima disponibilità sia da parte di tutti i tecnici regionali e di tutti i stakeholder, insomma, che saranno ritenuti consoni di essere sentiti in quella commissione. Ho anche detto che siamo molto tranquilli, molto sereni, la massima trasparenza, come è stato tutto il percorso che ha portato all'istituzione, all'avvio di questa commissione d'inchiesta, che sarà una commissione che io reputo e penso, insomma, immagino anche costruttiva da un certo punto di vista, proprio perché farà luce rispetto, insomma, a quelle che sono state la gestione dell'emergenza, le varie ondate, i risvolti che ci sono stati, ma potrà anche mettere a fuoco alcune questioni e quindi essere utile per noi in quella che sarà la fase che noi già stiamo abbozzando, legata sicuramente a PNNR, alla nuova programmazione, alla rivisitazione degli strumenti, insomma, regionali che abbiamo, quindi proprio con questa apertura.
poi chiaramente ho detto io sono disponibile, credo che verrò sentita verso la fine, quando insomma saremo verso la conclusione dei lavori e quando si avranno toccato le varie materie, perché ho anche condiviso il discorso che ci deve essere un ordine negli interventi, perché altrimenti è difficile, poi se ogni volta su un intervento parliamo di tutto diventa difficile, no? Quindi concentrando le sedute divise per argomenti. E poi ho assistito, quindi ho ascoltato non tutta la giornata, però insomma ho ascoltato un po' nel pomeriggio e un po' la mattina i 2 interventi, quindi la dottoressa Ricci e la dottoressa Russo nel pomeriggio, e quello che io ho potuto notare, quindi ho visto insomma la presa di posizione della vicepresidente, del segretario, quindi della commissione, la consigliera Cecchetto e la consigliera Brescacin, è che in molti casi insomma ci sono state delle domande che sono andate anche fuori dalle tematiche che erano. Ieri si parlava di sequenziamento, varianti, piano di sanità pubblica, quindi misure, contact tracing, tracciamento. Ci sono state domande sulle terapie intensive, a cui sono state dette effettivamente rimandiamo a quando ci sarà probabilmente l'ingegner Fattori e il dottor Rosi, che sono quelli che hanno seguito il piano per quanto riguarda terapie intensive, numeri, posti letto eccetera. Ci sono state domande sul territorio, quindi i medici di medicina generale, la domiciliarità, le USCA eccetera, anche quelli devono essere mandate quando ci sarà, immagino, la dottoressa Scroccaro piuttosto che la dottoressa Ghiotto, che spiegheranno quindi i protocolli che sono stati fatti, come sono stati poi declinati sul territorio e quant'altro, come anche sui tamponi. Cioè nel senso parleremo credo di tamponi, dell'evoluzione eccetera, quando ci saranno i microbiologi, quando ci saranno insomma chi coordinato, chi ha fatto gli acquisti, quindi immagino azienda zero e quant'altro. Sicuramente in alcuni, io ho ascoltato alcuni passaggi e le domande erano anche ripetitive, questo ha creato probabilmente anche le affermazioni che dicono le mie colleghe, quindi la consigliera Brescacin e Cecchetto. Io ripeto che mi auguro che la Commissione sia un momento proprio di confronto sereno, non con toni insomma un po' più fuori dalle righe, ma un confronto sereno e costruttivo, perché questo credo che faccia bene all'intero sistema, e su questo insomma abbiamo dato e abbiamo dato da parte dei tecnici tutti quelli la massima disponibilità, quindi qui mi fermo insomma. Bene, a questo punto ingegner Fattori, prego. Sì, buongiorno. Allora, quello che vi presenterò è un'analisi sulla situazione del piano vaccinale, quindi dove siamo e quali sono gli obiettivi, e dove stiamo arrivando e quali sono gli obiettivi che raggiungeremo. Allora, ad oggi della popolazione vaccinabile, quindi gli over 12, che sono 4.374.000, 2.821.802 hanno almeno ricevuto una dose. Quindi le persone che hanno attualmente una copertura con almeno una dose su base ISTAT sono 64,5%. Previsto anche le prenotazioni che attualmente sono aperte da qui all'8 settembre, perché come ha detto il Presidente prima, adesso sono aperte fino all'8 settembre, in questo momento ci sono 228.960 persone over 12 prenotate, e quindi in questo momento stiamo raggiungendo, si prevede di raggiungere entro settembre il 70% della popolazione, la copertura del 70% della popolazione vaccinabile. Si è aperta ulteriori slot. Fino a pochi giorni fa eravamo aperti fino al 4 agosto, adesso si è deciso di aprire fino all'8 settembre, in relazione alle comunicazioni che sono arrivate di consegna di Pfizer e Moderna fino al 14 agosto, e poi si è fatta una simulazione proprio per aprire slot fino all'8 settembre. Pertanto si sono aperti slot in relazione a una consegna ipotetica nel mese di agosto di circa 1.042.000 dosi. Con queste dosi a disposizione e
tenendo presente che da queste varranno comunque sottratte una parte per le seconde dosi, entro settembre la Regione Veneto dovrebbe superare l'80% della popolazione vaccinabile, detto se la popolazione chiaramente aderisce alla campagna. Siamo a 70 con gli attuali prenotati, siccome vi sono posti disponibili, I 200 posti che citavano, 270 posti disponibili, in più la possibilità delle aziende, man mano che vedono che si riempiono i posti, di aprire ulteriori slot vaccinabili, questo ci permetterà di superare l'80% della popolazione vaccinata. 70. Della popolazione vaccinabile potremmo raggiungere l'80%, quindi adesso si spera nell'adesione delle persone proprio per questo. E l'adesione, vedete che praticamente questo è l'andamento che mostra per le varie corti d'età qual è stata l'adesione per raggiungimento del 70%. Quindi in tutte le corti d'età c'è stata una veloce, rapida interesse alla vaccinazione. Quelli che vediamo più piatti hanno scontato il fatto che intanto il periodo di vaccinazione non era riservato solo alla loro corte d'età e che quindi hanno dovuto condividere con altre corti i vaccini a disposizione. Però per il momento vedete anche le categorie principali che sono aperte con degli slot specifici per loro, la vaccinazione è stata importante, veloce e molto sentita da parte della popolazione. Un altro dato che volevo dare, perché ho visto ieri delle domande, la seconda dose over 60. Per quanto riguarda la popolazione over 60, stiamo parlando di una corte di 1.470.000 persone. Hanno avuto la prima dose 1.314.000 persone, quindi l'88% degli over 60, una percentuale importante. Le seconde dosi rimangono circa 200.000 ancora da effettuare, che verranno effettuate principalmente, il 75% di queste 200.000 dosi verranno effettuate da qui ai prossimi 15 giorni. Quindi entro il mese di luglio la maggioranza della corte over 60 sarà coperta anche dalla seconda dose. Questo perché abbiamo fatto una programmazione specialmente agli inizi in cui l'over 60 è stata vaccinata tra i primi proprio in modo sequenziale rispetto alle corti anagrafiche e quindi adesso siamo presenti alla seconda dose di vaccinazioni. Altro aspetto, il confronto, previsioni e consegne effettive dei vari vaccini. E allora, nelle analisi media settimanale, sapete che noi abbiamo le previsioni trimestrali del governo, aggiornate al 24 aprile, e le verifichiamo sulle nostre effettive consegne. Ed effettivamente abbiamo che Pfizer è sempre stato abbastanza attendibile. Nel mese di giugno ha recuperato abbondantemente lo scarto che aveva nel secondo trimestre e quindi nel secondo trimestre lui segna, per quanto riguarda la Regione Veneto, solo un meno 2,59% tra il preventivato e il consegnato. Dall'inizio della fornitura, il primo trimestre è stato abbastanza allineato, il secondo trimestre segna un meno 2,59%, il terzo trimestre mediamente in questo momento è un po' sotto, siamo a un meno 17%. Infatti lo sapete che nel mese di luglio in tutta Italia abbiamo avuto una riduzione delle consegne che ci ha fatto rallentare le prime dosi. Difatti il mese di luglio lo stiamo dedicando molto ai richiami alle seconde dosi e abbiamo poco incremento di prime dosi. Giocato su due effetti: il primo, che in giugno abbiamo fatto molte prime dosi, il secondo, la riduzione delle consegne ci ha ulteriormente limitato. Moderna, che viaggiava nel secondo trimestre con meno 10%, attualmente sta viaggiando un 40% in meno. Perché? Perché Moderna nel terzo trimestre era previsto un significativo incremento. Meno 10 secondo trimestre, mentre meno 40 terzo trimestre. Perché nelle previsioni Moderna doveva fare un significativo aumento nel terzo trimestre. Per il momento non si è verificato, abbiamo visto però che nel mese di agosto inizierà un po' ad aumentare le sue consegne.
Gli altri 2 vaccini chiaramente non sono più di interesse, quindi praticamente Astra e Johnson & Johnson segnano fondamentalmente un azzeramento, perché avendo coperto la classe over 60, quei 2 vaccini non sono più di nostro interesse. Bene, questa è la situazione del piano vaccinale. Sa cosa vedo negli occhi dei colleghi? La voglia di quelle tabelle. No, lo dico perché evitiamo domanda, poi ce le dà chi parla? Domande? Alda? Tutto a posto? Marco? L'ingegnere è la precisione fatta uomo. Non sarebbe ingegnere. Allora ci vediamo la prossima volta, grazie. Così la conferenza stampa odierna del governatore del Veneto Luca Zaia con l'assessore Lanzarin e l'ingegner Fattori, che ha fatto il punto della campagna vaccinale, delle dosi a disposizione, dell'andamento appunto della campagna, dicendo una cosa importante tra le ultime dette: entro settembre l'obiettivo è quello di arrivare all'80% della copertura, quindi si conferma l'obiettivo dell'immunità di comunità. Certo, questa la sottolineatura, tutti devono vaccinarsi, ci deve essere un'adesione massiccia alla vaccinazione, al vaccino, e questo è il punto di queste ore dopo che la Francia sta tracciando la linea sul fronte del Green Pass, quindi introdurre il Green Pass anche per entrare al bar, per prendere un caffè, per salire su un mezzo pubblico, un pullman, un treno. Chiaramente molti commercianti non ci stanno, la vedono come una misura discriminatoria. Di certo è un qualcosa in più che dovrebbe spingere a una maggiore vaccinazione, come sta succedendo proprio in queste ore in Francia. L'esecutivo nazionale, l'esecutivo Draghi, si è preso una settimana di tempo per decidere. Ci sono già delle proposte in tal senso da parte del sottosegretario alla salute Sileri, per esempio. Quindi vedremo come si svilupperà il dibattito politico. Su questo aspetto Zaia ha detto che serve comunque una misura coordinata tra tutti i territori, e forse non soltanto a livello nazionale, perché è chiaro che una questione di questo tipo va affrontata perlomeno in ambito europeo e può incidere negativamente, questo va detto, in settori come quello del turismo, che come sappiamo per il Veneto è assolutamente cruciale. Venendo invece ai numeri, sono 261 i nuovi casi di positività in Veneto riscontrati nelle ultime 24 ore. Come sapete adesso il bollettino viene diramato una volta al giorno, eccolo, possiamo vederlo insieme: 261 nuovi casi, 94, ben 94 a Verona, 67 a Treviso, 29 a Padova, 31 a Venezia, 23 a Vicenza, 4 a Belluno, 0 a Rovigo. Come sapete a Treviso e Venezia in particolare c'è il cluster che si è sviluppato da una serie di feste a inizio luglio tra Jesolo e Treviso. Quindi una situazione che è in evoluzione, un contagio che riprende quota, lo ha ribadito oggi lo stesso Zaia, a fronte però di un tasso di ricoveri, lo possiamo vedere da qui, che resta invariato, che resta basso, quindi il totale dei ricoverati positivi al momento è di 100, o meglio di ricoverati tra positivi e guariti è 233,
quindi ricoverati in area non critica, 16 quelli invece in terapia intensiva. Di questi 8 positivi, gli altri che si sono nel frattempo negativizzati. Tra questi ci sono anche i 3 cinquantenni che si trovano per l'appunto in terapia intensiva, non vaccinati, e di cui si è parlato nella giornata di ieri. Questa la situazione con i vaccini che comunque proseguono. Anche qui lo possiamo vedere dalle tabelle della Regione del Veneto con azienda zero, 43.000, oltre 43.000 le dosi somministrate nelle 24 ore nei vari Vax Point del territorio. 5.000, poco più di 5.000 le prime dosi, oltre 37.000, quasi 38.000 i cicli completati. Siamo a 4.740.000 dosi somministrate, quindi anche la campagna vaccinale sta andando avanti. La percentuale delle dosi somministrate su quelle fornite è del 91,2%. Cos'altro ha detto Zaia? Zaia che ha detto: non abbiamo i numeri per rientrare in zona gialla, perché ci sarà un monitoraggio nei prossimi giorni da parte del CTS, da parte del governo, e il sistema dei colori non è andato ancora in pensione, pende come una spada di Damocle sulle regioni. Al momento non avverto il rischio, dice Zaia, che è tornato a dire che il parametro che adesso deve prevalere è quello delle ospedalizzazioni, e noi su questo fronte, dice sempre il governatore del Veneto, siamo a zero. Va incentivata la campagna dei tamponi, ma va anche ritirato il parametro dell'incidenza. Non si può invitare a correre sui tamponi e poi multare per eccesso di velocità. Ci sono poi 276.000 posti aperti a disposizione per i giovani che vogliono vaccinarsi da qui all'8 settembre. Riformulato quindi l'appello a farsi avanti. Come vedete i temi sono tanti. Tra l'altro oggi c'è su un altro fronte un importante provvedimento sempre della Regione del Veneto relativo al maltempo del 2019, l'acqua granda e il maltempo che poi si era scatenato anche in altre zone del Veneto, perché in qualità di commissario per gli interventi urgenti di protezione civile, appunto derivanti dagli eventi eccezionali meteo del mese di novembre 2019, il presidente della regione Zaia ha firmato l'ordinanza con la quale si assegnano ulteriori risorse per gli aiuti a fronte dei danni subiti da famiglie e attività economiche. Parliamo di una somma complessiva di 6.300.000 euro più o meno. Per quanto riguarda l'assegnazione delle somme, l'importo massimo a beneficio di ogni singolo nucleo familiare è di 5.000 euro. Per le attività produttive invece sarà di 20.000, come stabilito dall'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile ancora del 2020. Questo quindi questa un'importante comunicazione da parte della Regione del Veneto. Questo quindi l'aggiornamento, ma torniamo sui temi dell'economia, perché lo abbiamo capito fin troppo in questi mesi. C'è l'emergenza sanitaria, c'è una campagna vaccinale da portare avanti, ma c'è un'economia ancora sotto shock per certi versi, che sì, si sta riprendendo, ma che guarda con preoccupazione all'evoluzione di questa variante Delta. A soffrire maggiormente e vedere un futuro nero sono soprattutto alberghi, pubblici esercizi e servizi alla persona. Questi i dettagli che sono stati resi noti nelle scorse ore dalla Confcommercio di Treviso. Il Covid ha travolto le imprese del terziario trevigiane come uno tsunami. Non si parla solo di crisi, ma di una vera rivoluzione. Per alcuni settori questa è una rivoluzione, nel senso che ci sono sconvolgenti momenti nella gestione di alcuni comparti del commercio. Semplice evidenziare quali: il turismo,
l'abbigliamento, la cultura, lo sport e in particolar modo la ristorazione. Il 40% degli intervistati pensa che non si recupererà più la situazione pre-Covid. Il settore ricettivo sconta più di altri gli effetti del cambiamento dei consumatori, dalla ridotta capacità di spesa alla chiusura di circolazione tra paesi che ha di fatto inciso sugli stili di vita. Scenario quello di commercio, turismo e servizi che in tutta la provincia di Treviso a fine 2020 contava 55.000 unità locali, produceva 13 miliardi di PIL e dava lavoro a 160.000 addetti. Tra le imprese che in qualche modo guardano al futuro con maggiore preoccupazione abbiamo in primo luogo gli alberghi e poi i pubblici esercizi, che sono quelli che anche in qualche modo sono stati colpiti più duramente dalla crisi. Motivi delle previsioni che spaziano dall'insufficienza di sussidi ricevuti all'accumulo di debiti, agli alti costi di produzione, al timore per lo sblocco dei licenziamenti. Nell'agenda post-Covid risulta necessario uno sguardo allo sviluppo dell'e-commerce, ad investire nel marketing digitale, oltre che agli interventi che la politica è tenuta a pianificare. Bisogna anche pensare al credito, bisogna pensare alle infrastrutture. Questo PNRR è una grande opportunità, però le grandi opportunità devono essere comunque condivise e supportate anche dalle associazioni di categoria. Ad avere uno sguardo più positivo è il settore del commercio alimentare, che per l'80% prevede un miglioramento generale veloce, così come pensano di potercela fare, anche se il settore andrà male, i commercianti al dettaglio non alimentare, del commercio all'ingrosso e dei servizi alla persona. Per il 60% degli imprenditori trevigiani in generale bisognerà comunque aspettare un altro anno e mezzo per uscire da questa situazione. In ultima battuta un'importante iniziativa della città di Padova, perché Patrick Zaki è cittadino padovano. Lo studente dell'Università di Bologna in prigione in Egitto dal febbraio del 2020, accusato per reati di opinione, è padovano dopo il via libera della mozione avvenuta a maggio e la delibera votata ieri sera in Consiglio Comunale. Tuttavia il voto non è stato unanime, si sono astenuti infatti 2 consiglieri comunali di Fratelli d'Italia. La cittadinanza padovana arriva nel giorno in cui i legali dello studente hanno fatto sapere che rischia altri 45 giorni di carcere. Quindi questa l'importante, diciamo così, comunicazione che arriva da Padova e che porta la città del Santo a prendere una posizione a livello internazionale. È tutto per questa edizione del Mezzogiorno, ma non ci fermiamo qui, perché subito dopo il meteo e la pubblicità torna Straordinaria 3, parleremo di dichiarazione dei redditi. Il tema è caldissimo e non solo per le temperature, lo faremo con Paolino Barbiero della CGIL, con Monica Giomo che è amministratore delegato di Servizi Treviso SRL e con il responsabile fiscale provinciale della CGIL Graziano Basso. Tutti i consigli e le novità subito dopo il meteo e la pubblicità fra poco. Benvenuti al meteo. Mercoledì 14 luglio ancora tempo instabile, la perturbazione staziona sul nostro territorio portando ancora qualche pioggia e un clima decisamente più fresco. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto in mattinata avremo maggiori spazi asciutti e soleggiati, quantomeno in pianura. Acquazzoni invece sui monti. Con il passare delle ore saranno possibili dei temporali un po' su tutta la nostra regione. Temperature come detto in calo, minime tra i 14 e i 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 23 e i 27 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso piogge sparse alternate a momenti più asciutti, specialmente nella seconda metà della giornata. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà lo stesso, con qualche precipitazione intervallata da parentesi maggiormente soleggiate. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 24-26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.
Bentornati, bentrovati a Straordinaria a 3 per parlare di un tema che interessa tantissime persone. Siamo anche nel momento giusto, nelle settimane clou. Parliamo di dichiarazione dei redditi di 730, lo facciamo con Monica Giomo, che è amministratrice di Treviso Servizi SRL, Graziano Basso, responsabile fiscale. Buongiorno a entrambi e buongiorno a Paolino Barbiero qui in studio. Buongiorno Barbiero. Allora, sono giorni, settimane di impegno, immagino, per il CAF. Giomo, giugno, luglio sono mesi votati da sempre a questo rito fiscale, chiamiamolo così. Sì, è proprio un rito fiscale che fino a 2 anni fa ci vedeva insomma in questo momento diciamo quasi al termine della lavorazione delle dichiarazioni 730, e invece da 2 anni a questa parte diciamo che faremo una breve pausa estiva, assicurando chiaramente sempre ai cittadini l'assistenza, ma poi ci portiamo al 30 di settembre con la conclusione di questo di fatto lungo periodo appunto che ci viene messo a disposizione dall'Agenzia Entrate per presentare la dichiarazione dei redditi, ricordiamo redditi 2020, quindi tutte le spese e tutti i redditi che sono stati percepiti nell'anno precedente. È un periodo di fatto che soprattutto dalla volta di giugno, luglio e fino a novembre vede una concomitanza di prestazioni, ossia noi di fatto possiamo erogare ai cittadini anche l'elaborazione della dichiarazione, quella che tutti conoscevamo come modello unico una volta, oggi ha cambiato nome, ma di fatto diciamo l'utilizzo di questo strumento, di questa dichiarazione è rimasta inalterata. È una tipologia di dichiarazione che può essere usata in alternativa o a completamento del modello 730, che di fatto consente a chi lo utilizza di percepire subito attraverso la busta paga, quindi con la prima mensilità utile dopo essere stato inviato all'Agenzia Entrate, oppure rata di pensione, i soldi che appunto scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi a debito come a credito. L'unico, come dicevo, è una tipologia di modello che chiaramente noi offriamo ai cittadini, dando a volte anche consigli, perché in alcune situazioni rispetto appunto ai redditi che devono essere dichiarati se nel 730 non trovano collocazione, quindi obbligatoriamente bisogna fare il modello unico, ecco la nostra assistenza va chiaramente ai cittadini anche su questo fronte. È un mese sicuramente quello di luglio intenso, già lo è stato quello di giugno appunto, perché abbiamo iniziato a trasferire all'Agenzia Entrate le dichiarazioni dei redditi, quindi tutti coloro i quali si sono rivolti presso una delle nostre sedi in provincia hanno di fatto una parte, hanno già visto nella loro busta paga questo risultato contabile. Sappiamo che il 730 è una tipologia di dichiarazione che viene diciamo, presa in considerazione da chi più delle volte deve avere dallo Stato, quindi deve ricevere una somma a credito appunto attraverso la busta paga. Noi, ripeto, abbiamo iniziato rispettando le scadenze previste dall'Agenzia Entrate e i primi lavoratori si sono già visti naturalmente accreditare o addebitare in busta paga, quindi è un mese ricco per quanto riguarda proprio i conguagli da 730. Ecco, ricordo che naturalmente i famosi conguagli, insomma, che sono sempre accolti con grosse aspettative e grossi punti interrogativi. Che il tema sia di interesse lo dimostra il fatto che già ci stanno arrivando delle telefonate. Io partirei con la prima. Pronto, chi parla? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, in onda. Pronto, buongiorno. Come si chiama e da dove chiama? Maristella da Padova. Prego Maristella. Niente, io praticamente vivo con una pensione di reversibilità di 600, poco più di 600 euro al mese. Ho partecipato a un progetto della Regione per contrastare la povertà, lavori di pubblica utilità. Ho lavorato 6 mesi
Adesso mi ritrovo con 7,30 da fare, quindi part time, lavoravo 4 ore al giorno, mi ritrovo da ritornare indietro quasi 1.900 euro col 7,30. Allora, se questo è un progetto per contrastare la povertà, perché poi mi ributtano in povertà? Ho un ISEE di 7.000 euro annui, quindi volevo capire, io adesso mi ritrovo per 6 mesi praticamente a vivere senza pensione. Per 6 mesi devo ritornare indietro 315 euro al mese, devo vivere con 300 euro. Giomo, questo tra l'altro era uno dei temi che avevamo in scaletta, ma possiamo anticiparlo perché mi sa che riguarda tante persone, perché in questi mesi abbiamo parlato tanto di sussidi e sono stati erogati di lavori in emergenza. Cosa possiamo rispondere a Maristella da Padova? Beh, io rispondo e poi magari nell'aspetto tecnico entra Graziano. Sicuramente la signora si trova ad avere 2 tipologie di reddito che, ahimè, devono essere inserite all'interno della dichiarazione 730 e quindi probabilmente, adesso non abbiamo le certificazioni alla mano, questi due redditi nel momento in cui si sommano insieme probabilmente hanno superato lo scaglione e quindi purtroppo devono subire una tassazione. E poi per quanto riguarda giustamente l'aspetto invece che la signora pone sul fatto della tipologia di reddito che lei ha percepito, qui naturalmente entriamo in un altro campo, sì, è sicuramente un'attività che lei ha svolto a fini positivi e chiaramente nell'ambito del sociale, e quindi dovremmo aprire un ragionamento su come queste tipologie di reddito eventualmente devono essere tassate, però purtroppo mi sa che dalla situazione espressa dalla signora sono 2 tipologie di reddito che vanno dichiarate e quindi probabilmente non essendo state tassate in parte all'origine, certo. Poi con la dichiarazione dei redditi naturalmente scatta la tassazione, quindi... ma magari Graziano può fare un approfondimento magari chiedendo qualcosa alla signora. E Graziano Basso. Mi dica. Cosa possiamo dire alla signora Maristella? Allora, la prima cosa che mi permetto... a pari 3 mesi di lavoro. Immagino, signora. Ne ho lavorati 6, 3 devo dargli dietro. Prego, Basso. Penso che la sua posizione, a prescindere dal salto di scaglione a cui accennava poi Monica, sia dovuta al fatto che lei ha una pensione, come ha detto, di bassa entità e anche il reddito di lavoro di tipo di lavoro dipendente a 4 ore al giorno, se non ho capito male. Conseguentemente è il tipico caso in cui si sommano 2 redditi per i quali si è fruito 2 volte delle detrazioni, ovvero degli sconti fiscali. Lei praticamente ha ricevuto l'intero reddito quasi al lordo e conseguentemente, facendo la sommatoria dei redditi in sede di dichiarazione dei redditi, si è trovata a rifondere quello che, se fosse stato gestito un po' diversamente per quanto riguarda pagare prima. Sì, avrebbe potuto pagare mensilmente praticamente se avesse gestito le detrazioni all'interno del rapporto di lavoro, ovvero non chiedere la detrazione di lavoro dipendente, eventualmente comunicare all'INPS che aveva anche questo tipo di lavoro, conseguentemente facendo il cumulo si poteva avere il minimo svarione possibile e le ritenute comunque, i soldi che lei adesso va a pagare li avrebbe pagati comunque, ma li avrebbe pagati diluiti nel corso delle 12 mensilità. Basso, ma a chi compete? Perché sono casi abbastanza frequenti. Chiedere questa tassazione a monte, chiamiamola così, compete al lavoratore, al datore? Allora, teniamo conto che sempre il lavoratore, purtroppo, per la normativa, per come è costituita, per come è scritto il testo unico sulle imposte sui redditi, il lavoratore, essendo il percettore delle somme, dovrebbe preoccuparsi e, qualora non fosse in grado di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari, dovrebbe farsi aiutare anche nella compilazione del modello delle detrazioni. C'è da dire anche una cosa, che
non per scagliarmi contro anche l'ente INPS, ma l'ente INPS è un po' lento nel recepire gli eventuali modificazioni delle detrazioni e quant'altro, perché effettivamente se si pensa a quant'è l'entità dei disoccupati, dei pensionati che ci sono in Italia e che vengono serviti e pagati dall'INPS, è un po' difficile anche mantenere allineate le posizioni per quanto riguarda questo tipo di soggetti. Certo. Comunque se c'è bisogno, comunque il CAF, la CGIL, la categoria è sempre a disposizione per fornire l'assistenza necessaria alla compilazione dei modelli delle detrazioni. Solitamente questi vengono rilasciati a inizio anno oppure all'inizio del rapporto di lavoro, tanto più che ultimamente per l'evoluzione normativa si vanno a fare le comunicazioni se e solo se le condizioni sono cambiate rispetto all'anno precedente. Ci sono ancora aziende che agiscono come si faceva gli anni scorsi, per cui all'inizio di ogni anno consegnano un modellino delle detrazioni al contribuente, al lavoratore o al pensionato, e con questi due modelli, con le debite comunicazioni ai rispettivi enti, si può cercare di arginare questo tipo di salasso in rata unica, diciamo. Certo. Perché comunque la cifra sicuramente verrà pagata, doveva essere pagata, ma rateizzata in 12 mensilità. Diciamo che poteva esserci un approccio diverso. Resta il fatto che la nostra amica telespettatrice Maristella nei prossimi mesi dovrà tirare parecchio la cinghia, Barbiero. Il problema? Sì, però normalmente, allora, siccome, se non ho capito male, la signora ha una pensione di reversibilità di 600 euro, quindi se la moltiplico per 13 fanno 7.800. Quindi fino a 8.125 c'è la no tax area, quindi se la signora avesse solo quella pensione non pagherebbe le tasse e tra l'altro non potrebbe neanche detrarre eventualmente perché sarebbe incapiente. Nel momento in cui fa un altro lavoro deve comunque assicurarsi, e su questo il datore di lavoro, chi ha fatto il contratto, dovrebbe fornire una dichiarazione dove dice cosa potrebbe prendere in quei mesi, in modo che sul reddito che prende viene fatta la tassazione al 23%. Perché è chiaro che se ha preso altri 5-6 mila euro al 23% si fa presto a fare i conti, viene fuori quella cifra che è venuta fuori, solo che avendola presa prima gli serviva anche per stare un po' meglio, per superare la situazione tra virgolette di povertà della signora, e chiaramente poi quando gli viene trattenuta diventa complicato. Tra l'altro è anche un meccanismo che deve fare con la dichiarazione dei redditi, perché se fosse un meccanismo di maggiore risorse percepite dall'INPS si sarebbe potuto rateizzare molto di più da questo punto di vista, quindi è anche un caso un po' complicato. Però per esempio la signora dovrebbe sapere che tutti quelli che hanno la reversibilità ogni anno devono presentare i RED, perché è, come si dice, una pensione non determinata dai contributi che ha versato la signora, ma del fatto che molto probabilmente suo marito è morto e quindi ha la reversibilità. Certo. E in questo caso ci vuole l'accortezza, quando si vanno a fare altri lavori, di segnalare che si percepisce questa pensione, così chi fa poi le paghe mette insieme i due redditi e stabilisce qual è la percentuale da trattenere mese per mese. Poi eventualmente ci potrebbero essere dei conguagli, ma i conguagli indubbiamente in questo caso sono molti più bassi. Non solo, la signora superando questa cifra può anche andare a detrarre le spese che non avrebbe detratto, quindi chiarissimo. Poi c'è una cosa, se mi permettete, sì, dalla dichiarazione dei redditi attuale che la signora ha presentato sicuramente sono scaturiti degli acconti, per cui deve anche anticipare l'imposta relativa all'anno 2021, per l'anno 2021, per cui la cifra si raddoppia, per quello ha una cifra piuttosto alta. Eventualmente le consiglio vivamente di rivolgersi un attimo al CAF più vicino a lei, il nostro CAF CGIL più vicino a lei, anche per verificare un attimo la situazione degli acconti e eventualmente vedere se si può sistemare il discorso delle detrazioni, dei modellini delle detrazioni, al fine di vedere se si può giocare qualcosina perché lei non si trovi nella stessa situazione l'anno prossimo. Questo me lo sento proprio di dirlo al fine di non avere poi l'anno prossimo di riproporsi della medesima situazione. Ecco, spero che Maristella sia in linea o comunque sia e colga questo importante consiglio. Ho lavorato 6 mesi, quindi lo stipendio era di 600 euro, quindi 3 mesi vengono detratti in tasse. In teoria. No, ma signora, ma lei ha concluso il rapporto di lavoro, mi scusi? Sì, ho fatto solo 6 mesi di lavori di pubblica utilità, un progetto della regione.
Ok, allora le chiedo comunque si rechi presso il CAF CGIL più vicino per verificare se eventualmente, siccome sono scaturiti sicuramente degli acconti da versare. No, non sono stati calcolati gli acconti, è solo la tassazione. Già controllato. Perché sennò c'era il raddoppio della cifra. Maristella, grazie, in bocca al lupo. Ok, io vi ringrazio, molto gentile. Grazie, arrivederci. Torno da lei, Giomo. Stavamo parlando appunto di cosa sta succedendo nelle buste paga dei lavoratori, della presentazione del modello 730, ma frequentemente ci sono anche degli errori nella compilazione del 730. Cosa succede se ci accorgiamo che c'è un errore? Cosa possiamo fare? Come facciamo a correre ai ripari? Beh, la prima cosa innanzitutto è rivolgersi alla sede CAF CGIL, in questo caso dove si è compilata la prima dichiarazione dei redditi, o aggiungo, se anche una persona ha fatto la dichiarazione dei redditi altrove, può comunque rivolgersi in uno dei nostri sportelli, così come se ha cliccato e eventualmente ha accettato la dichiarazione precompilata messa a disposizione dall'Agenzia Entrate nel cassetto fiscale. Dal 22 di giugno infatti chi ha usufruito di questo canale poteva entro quella data annullare la dichiarazione che ha fatto da sé attraverso appunto il cassetto dell'Agenzia Entrate. Da quella data in poi, quindi dal 22 di giugno, per correggere eventuali errori che chiaramente può appunto trovare anche lui e anche la persona, e può rivolgersi in uno dei nostri uffici. Gli errori chiaramente possono essere di varia natura, senza entrare nel merito e nel tecnicismo, perché naturalmente ogni caso poi è a sé. Posso solo dire che qualsiasi tipo di diciamo mancanza o di errore ha una strada in linea di massima per poter essere sanata, solo quando oltrepassiamo l'ultimo termine messo a disposizione dall'Agenzia Entrate per l'invio della prima dichiarazione dei redditi. Allora lì in quel caso, se io mi accorgo di aver lasciato nel cassetto una spesa che potevo portare in detrazione ma non ho presentato la prima dichiarazione dei redditi, chiaramente lì c'è un problema. Ma nel momento in cui io dentro all'ultimo termine massimo, che può essere 30 settembre per il 730 piuttosto che 30 novembre, con poi per il modello redditi PF con poi ulteriori 90 giorni a disposizione, ripeto, si possono correggere, così come si possono integrare eventualmente dei versamenti che non sono stati sanati. Lo si fa presentando una dichiarazione, una successiva dichiarazione dei redditi, e ripeto, a seconda del tipo di errore, mancanza o integrazione, posso presentare un 730 integrativo, un rettificativo, così come eventualmente utilizzare il modello redditi persone fisiche integrativo. Quindi diciamo che quando ci si accorge, ripeto, di qualsiasi mancanza, errore, svista, rivolgersi immediatamente presso una delle nostre sedi e possiamo intervenire per assicurare chiaramente la correttezza della dichiarazione. Io aggiungo che comunque il CAF CGIL, da quando l'Agenzia Entrate ha messo in linea i flussi, quindi i dati che tutti noi per le nostre singole posizioni troviamo all'interno del cassetto fiscale, noi facciamo in modo, quando una persona si rivolge per la compilazione della dichiarazione, lui porta tutta la sua documentazione che ha messo da parte relativa all'anno gennaio 20 31/12/2020. Noi cosa facciamo? Prendiamo quella documentazione, però assicuriamo a quella persona, prima di alzarsi, di poter controllare, se chiaramente la persona ci ha firmato la delega per ricevere il flusso, che non ci sia nulla che lui ha dimenticato. Quindi potenzialmente questo controllo incrociato fa sì che la persona, quando torna a casa, ripeto, rispetto a quello che noi troviamo nel flusso, dovremo essere allineati. Però se così non fosse, si può integrare e correggere assolutamente tutto. E questa è una rassicurazione importante, Giomo. E tra l'altro lei parlava di detrazioni. C'è una novità importante
importante per quanto concerne la tracciabilità delle spese, perché diciamo che il Ministero dell'Economia ha chiarito, tra l'altro era una delle battaglie della CGIL. Cos'è successo su questo fronte, Giomo? Sì, noi attendavamo e abbiamo atteso di fatto all'inizio di luglio una conferma da parte dell'Agenzia Entrate con il rilascio della tanto attesa circolare sull'assistenza. Di fatto lo sforzo e il tentativo da parte della consulta dei CAF e della CGIL di chiedere all'Agenzia Entrate diciamo uno slittamento dell'entrata in vigore di quella norma che noi abbiamo cominciato a sentire parlare a gennaio del 2020, che prevede che nel momento in cui io sostengo delle spese che poi devono andare all'interno della mia dichiarazione dei redditi e lo Stato di quella spesa mi deve tornare la detrazione del 19%, ecco, noi tentavamo di far sì che la tracciabilità, ossia quella spesa, c'è l'obbligo che deve essere sostenuta con mezzi tracciati. Non posso più aprire il portafoglio e pagare la spesa del veterinario in contanti, perché in linea di principio la norma ci ha confermato, ho fatto un esempio di una spesa del veterinario, ma chiaramente c'è un elenco molto lungo, poi magari Graziano cerca di riassumerli, quella spesa per poter essere portata in detrazione all'interno già della dichiarazione redditi 20, quindi quella che stiamo facendo oggi, deve essere stata pagata da parte del contribuente con mezzi tracciati, quindi col bancomat, la carta di credito. Nella fattura, aggiungo, deve esserci l'indicazione della modalità di pagamento, quindi se è scritto contanti, devo dire, già andiamo male, perché è già sinonimo che la persona non ha effettuato il pagamento con mezzo tracciato. Ci deve essere proprio l'esposizione, ma penso che tutti oggi abbiamo capito che nel momento in cui sosteniamo una determinata tipologia di spesa ci viene chiesto paga con bancomat, paga in contanti. Ecco, se è una spesa, ricordiamocelo tutti, che se poi voglio usufruire della detrazione, a prescindere bisogna che sia pagata con mezzi tracciati. Poi c'è una particolarità per quanto riguarda le spese sanitarie previste appunto attraverso la tessera sanitaria, che quelle viaggiano a sé e possiamo ancora pagarle in contanti, ma ripeto, tutto il resto l'Agenzia Entrate ha confermato che per poter essere inserita già in questa dichiarazione dei redditi devo avere lo scontrino del bancomat, della carta di credito, dell'assegno, oppure da parte nostra c'è anche la possibilità di visionare quello che è l'estratto conto dell'utente. Chiaramente il garante privacy ha ben precisato che dobbiamo oscurare assolutamente tutte le altre parti e fare in modo di mettere in evidenza quello che è appunto il pagamento di quella spesa. Ricordo che i CAF, quindi i CAF, non solo noi, giusto per essere precisi, devono conservare la documentazione, quindi scansionare la documentazione che è stata inserita nella dichiarazione dei redditi, perché a posteriori l'Agenzia Entrate può a campione scegliere la mia dichiarazione dei redditi come dichiarazione da controllare. Quindi naturalmente noi abbiamo una parte di responsabilità, dovremo nel momento in cui l'Agenzia ci chiede un controllo sulla pratica di un determinato utente dimostrare che noi abbiamo fatto bene il lavoro per noi, ma soprattutto anche per il cittadino. Quindi una tracciabilità su più livelli. C'è una telefonata, pronto, chi parla? Pronto? Sì. Sì, pronto, buongiorno, è in onda. Con chi parlo, da dove chiama? No, ma ho già dato... È in onda, è in onda. Dovevo fare una domanda a Barbiero. Ci dica il suo nome, come si chiama lei, signor? L'ho dato prima, Stefanetto Silvano. Silvano, prego. Volevo chiedere a Barbiero che io sono stato in ospedale e in ospedale mi hanno fatto le carte per presentarle per fare la domanda di validità. Io, i primi di febbraio, sono andato dal patronato e ho fatto spedire le carte, però da quella volta in qua non ho ancora ricevuto nessuna risposta.
Dica? Quindi lei ha fatto questa richiesta al patronato di invalidità, se ho ben capito, quindi una richiesta... Sì, ok. sì. E a chi l'ha fatta il patronato? La CGL del mio paese qua. Dove? A Roncade dove? Torre di Mosto. Torre di Mosto. Ok, a Torre di Mosto. Provincia di Venezia. Esatto, quanto tempo fa? Sì. Dica? Quanto tempo fa? Quando l'ha fatta? L'ho portata a fine di gennaio, loro l'hanno mandata via ai primi di febbraio. E non l'ha chiamata ancora a fare una visita né l'ULS né l'INPS? No, adesso non serve più la visita, basta mandare via le carte e qui punteggio. Allora, la domanda si può fare agli atti nel momento in cui c'è tutta una documentazione che consente di fare la domanda agli atti. Quindi il 90% delle pratiche vengono fatte agli atti perché c'è la documentazione di supporto specialmente per i malati oncologici. Una parte comunque viene fatta con visite perché laddove non ci sono atti sufficienti per certificare senza guardare la persona che c'è un'invalidità, le commissioni possono richiedere la visita. Quindi io non so il suo caso che tipo di gravità ha, ma il percorso è questo. Mi sembra strano che da gennaio che ha presentato la domanda agli atti non sia ancora stata riscontrata. Credo che debba andare al patronato dove ha fatto la domanda e che solleciti l'INPS o l'ULS a verificare dove sono ferme le carte. 20 giorni fa, 20 giorni fa ho chiamato e adesso facciamo un sollecito. Però non ho ancora nessuna risposta. Insista. Perché io della mia patologia ho il BPCO, enfisema polmonare e bronchite cronica. Sì, capisco. Non posso fare neanche 4 metri perché mi manca il fiato. Certo. No, certo. Allora il consiglio di richiamare Barbiero, di nuovo e sollecitare. Insista, grazie perché mille. Se fosse stato in provincia di Treviso... Ma quante volte devo sollecitare? Deve sollecitare perché se fosse stato a Treviso avrei preso in carico io, avrei fatto la verifica con l'INPS o l'ULS di Treviso. Essendo da un'altra parte non sono in condizioni di farlo, però deve andare o chiamare il patronato perché se è da gennaio che la pratica è partita sono effettivamente tempi tanto lunghi, specialmente per quelli agli atti, perché quelli agli atti dovrebbero farli in 3-4 mesi. Di solito in 3-4 mesi dovrebbe avere una risposta. Però deve chiamare e insistere. Questo è il consiglio che posso dare. Signor Silvano, e ci faccia sapere, noi siamo sempre qui. Grazie. Ritorniamo, grazie, arrivederci. Ritorniamo sul tema del 7:30 e andrei da basso. Entriamo nel vivo dell'argomento dei conguagli, spiegando ai nostri telespettatori cosa succede alla busta paga o alla rata di pensione quando si presenta il modello 730. Basso. Dunque, innanzitutto bisogna fare una distinzione tra le modalità di presentazione del modello 730, perché potrei aver presentato un modello 730 con un sostituto di imposta oppure un modello 730 senza sostituto di imposta. Con il sostituto di imposta vuol dire che ho un datore di lavoro, per cui sono in posizione di attività lavorativa, e oppure un ente pensionistico nel caso del pensionato. Il 730 invece senza sostituto di imposta è predisposto e previsto per tutte le persone che non hanno attualmente al momento dell'erogazione dell'eventuale erogazione del rimborso o dell'effettuazione delle trattenute, non hanno nessun né l'ente né un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, sicuramente sulla base degli scaglioni di cui parlava prima Monica, una volta inviata la dichiarazione dei redditi, nella mensilità successiva all'invio all'amministrazione finanziaria, il datore di lavoro dovrebbe provvedere a fare il rimborso in busta paga, per cui per esempio chi ha presentato la dichiarazione nel periodo dall'inizio della campagna fiscale, per cui da aprile a giugno,
praticamente se è stato fatto l'invio del modello 730, sicuramente questo mese, in luglio, avrà preso il rimborso del modello 730. Poi se è stato anche fortunato che ha avuto un rapporto di lavoro di tipo di commercio, per cui anche la 14ª ci sarà stato la retribuzione della mensilità più della 14ª più il conguaglio dell'eventuale 730. Se il datore di lavoro ha pochi dipendenti e non ha molte tasse da pagare, può anche frazionare il rimborso. Supponiamo che ogni lavoratore dell'azienda aspetti 1.000 euro di rimborso e l'azienda paghi 1.500 euro di rimborso, sicuramente il rimborso non è possibile effettuarlo da parte dell'azienda in toto, perché non ha ritenute sufficienti, non ha imposte sufficienti per coprire l'imposta dovuta, per cui può essere che il datore di lavoro comunichi che l'intero rimborso verrà rimborsato su 2 o più mensilità e darà l'indicazione come giusto che sia. Per i pensionati invece, se per il lavoratore dipendente il rimborso avviene nel mese successivo all'invio, cioè della dichiarazione, praticamente alla presentazione della dichiarazione, per i pensionati invece avviene nel secondo mese successivo, per cui se la dichiarazione è stata presentata entro giugno, sicuramente il conguaglio lo troveranno a partire dal mese di agosto. E conseguentemente c'è un po' più di tempo, sempre per il discorso che gli assistiti dell'INPS sono moltissimi, sono milioni di persone, per cui l'elaborazione e recepire tutti questi modelli /4, che sono poi i modelli di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, è un'attività piuttosto pesante. Quindi c'è questa distinzione tra lavoratori e pensionati che facciamo bene a sottolineare. C'è una telefonata, un'altra, pronto, chi parla, da dove chiama? Pronto? Sì, pronto, è in onda. Pronto? Buongiorno, parlo da Paolo Veneto, mi chiamo Trevisol Giorgio. Prego Giorgio. Pronto? Prego. Sì, mi scusa, dico compraio c'hai i nodi che mi servivano, 350 euro. E la ditta che me li ha fatti praticamente, ne sbaglia il cognome. Sì. Pronto? Sì, io non l'ho capita, non la sto sentendo bene. Ha preso gli occhiali. Dunque, allora ho comprato gli occhiali da vista nuovi perché qui mi servivano. Ok. Questo è 350 euro. Con la ditta commerciale, il documento commerciale che mi ha rilasciato, il cognome mio è sbagliato, però il codice fiscale è giusto. Non è un problema, l'importante è che sia indicato correttamente il codice fiscale. Sì, appunto, perché mi chiamo Treviso L. Sì, ma lei vada tranquillo, l'importante è che controlli con la sua tessera sanitaria che il codice fiscale sia riportato correttamente. Sì, il codice fiscale giusto. Tranquillo, non tocchi niente, mi raccomando, perché è un documento fiscale, lo lasci così com'è integro, non tiri barre, non cambi niente, perché l'aggancio col sistema tessera sanitaria viene effettuato sempre ed esclusivamente con il modello del codice fiscale. Ecco, quindi Giorgio stia tranquillo, fa fede il codice fiscale. Stia tranquillo. Arrivederci, grazie Giorgio. Ritengo opportuno, appunto, approfittando del signor Trevisiol che è stato attento e accorto, è sempre il caso di verificare cognome, nome, codice fiscale e modalità di pagamento espressa sul documento fiscale. Come diceva Monica, perché se ho pagato col bancomat non è giusto che ci sia scritto contanti, o magari perché non hanno aggiornato il sistema, questo. Certo. È molto importante, perché se no salta tutto quello che è il sistema della precompilata dell'Agenzia delle Entrate e poi di quei controlli di cui parlava Monica, ovvero il riscontro all'interno dell'esecuzione della dichiarazione dei redditi se l'Agenzia delle Entrate ha recepito quel tipo di spesa. Per cui è molto importante, per cui ricordatevi sempre di verificare codice fiscale, cognome, nome e poi anche la modalità di pagamento, che è molto importante. Questi sono i requisiti fondamentali da fare subito, perché se si fa subito si mette a posto subito. Teniamo presente che adesso le fatture sono tutte elettroniche, per cui l'invio è immediato all'amministrazione finanziaria, per cui prima si opera il controllo, prima si può sistemare la posizione. Se arriviamo l'anno dopo è un po' più difficoltoso certificare o sistemare la cosa. Diciamo che soprattutto in materia fiscale il diavolo si nasconde sempre nei dettagli, Barbiero.
questo è un po' il tema. Ecco, rimaniamo proprio sul 730 e su un altro argomento. C'è un'altra telefonata perché il tema è di interesse, quindi prendiamo la telefonata, poi andiamo alla distinzione fra detrazioni e deduzioni. Prima però la telefonata. Pronto, chi parla, da dove chiama? Buongiorno, sono Giacomo, parlo dall'Alpago. Dall'Alpago, nome? Giacomo. Giacomo, sono un po' probabilità oggi. Prego Giacomo. Io volevo chiedere, io sono pensionato, ho venduto una parte di legname per un valore di 2.000 euro e ho dovuto denunciarlo, questi 2.000 euro sono stato pagato in assegno, ho dovuto fare la denuncia e mi è stata applicata la tariffa del 38%. Ok. Sì. Quindi la domanda? La domanda è giusto pagare il 38% o la tassazione è alta? Quindi lei, signor Giacomo, è pensionato, ha venduto questo suo legname per un totale di 2.000 euro e le è stata applicata una tassazione del 38%. Lei è titolare di partita IVA? No. È un semplice pensionato che ha fatto questa vendita di legname. Allora, le dico, se le hanno applicato il 38% potrebbe essere anche corretto, però ha una buona pensione e questo glielo dico molto tranquillamente. Viene tassato all'aliquota marginale, ovvero l'aliquota più alta dello stipendio, perché praticamente questa è un'attività commerciale occasionale, si definisce così ai sensi del TUIR, e conseguentemente seppur in assenza di partita IVA è necessario dichiararla all'interno della dichiarazione dei redditi. In questo caso io non le chiedo per privacy quello che può essere il suo reddito, ma se ha una buona pensione ci può stare come cifra, perché è l'aliquota massima, perché è un reddito che si va ad aggiungere a quello di pensione. Magari se ha anche qualche altro reddito di terreno fabbricato, magari... No, ma la domanda qual è? Giacomo, prego. Se lo vendeva in nero non pagava tasse. Allora, se io ho un reddito di pensione più basso, allora pago il 25-27%. Ma 27 o il 23? Che senso ha? La vendita del legname è sempre lo stesso? Perché uno deve pagare il 38, uno deve pagare... È un reddito, per cui l'imposizione fiscale per quanto riguarda il TUIR, che è il testo unico delle imposte sui redditi, è progressiva, perché ognuno deve partecipare alla spesa pubblica, ovvero pagare le tasse in base alla capacità di reddito. Sono stati fatti questi scaglioni e lei, siccome ricade in uno scaglione medio-alto, pagherà per quello che è il medio-alto. Sto discutendo su questo. Il problema è se io vendo una macchina e mi viene pagata con un assegno, anche questa, la vendita della macchina è un reddito. L'automobile. In questo caso no, perché di solito viene messa come compensazione di un eventuale acquisto, ha una natura un po' diversa. La sua bisogna vedere la connotazione, se era una connotazione di attività commerciale occasionale. Se il professionista che gli ha fatto la dichiarazione dei redditi gliel'ha inserita nella dichiarazione dei redditi, questo dovrebbe essere me l'avete fatta voi, me l'avete fatta voi la deduzione dei redditi. Allora... non l'abbiamo fatta noi, ma comunque sì, vabbè. Però se io vendo un quadro, se io vendo un'opera d'arte, che io venda qualsiasi materiale, in linea di massima dovrei andarlo a dichiarare, tanto più che è stato pagato con un mezzo tracciabile. Sì, ma io l'ho dichiarato, non c'è problema. Certo. Però signor Giacomo, mi pare che il 38% mi sa che se lo deve... Se aveva una pensione più bassa pagava meno. Ecco, quindi... allora per prendere meno di prendere di più, ho capito, vabbè. Giacomo, grazie infinite. Simpatico. Grazie a voi. Mi sta bene, arrivederci, grazie. Allora,
Torniamo al discorso che stavamo facendo prima, che è un po' un altro tema clou di questo momento. Lo possiamo vedere anche dall'opuscolo realizzato dalla CGIL, Sede Traici e Guadagni, e arriviamo al solito, diciamo così, dilemma, la solita differenza tra spese detraibili, oneri deducibili, un elenco che si è allungato in questo ultimo anno per tutta una serie di ragioni. Ecco, facciamo un po' di chiarezza, magari con Basso. Cosa possiamo dire? Allora, innanzitutto bisogna dire che le spese detraibili sono tali perché alla spesa si applica una percentuale. Le spese deducibili invece sono quelle che abbassano il reddito. Nel caso del signore di Alpago, se avesse, visto che ha venduto i 2.000 euro di legname, se avesse, che ne so, versato un'assicurazione, una previdenza complementare di 2.000 euro, il signore di Alpago non avrebbe pagato nulla, perché i 2.000 euro avrebbero annullato i 2.000 euro di vendita del reddito dato dalla vendita del legname. Per cui agiscono su due valori diversi. Le spese mediche, per esempio, che sono le spese più gettonate, le spese di istruzione per i ragazzi, quelle che possono essere le spese per il mutuo, invece, in base ai loro tetti, ho sostenuto 1.000 euro di spese, non è che prendo 1.000 euro contanti nella dichiarazione dei redditi, prendo, nel caso delle spese mediche, il 19%, per cui 190 euro. È una cosa un po' diversa, perché praticamente uno mi va a gestire il reddito, uno mi va a gestire le detrazioni. Poi ho accennato, le spese mediche, tanto per fare un excursus anche con la tracciabilità. È vero, le spese mediche sono le spese più gettonate che abbiamo tutti, ma anche qui bisogna prestare un po' di attenzione ai fini della dichiarazione dei redditi, ma continuiamo a ripeterlo perché notiamo che le persone magari vanno via, come si suol dire, dritte quando pagano anche le spese mediche. Se io mi rivolgo a una struttura pubblica posso anche pagare la spesa medica in contanti e posso usufruire della detrazione. Se io mi rivolgo a una struttura privata oppure vado dal fisioterapista direttamente che non si appoggia a una struttura pubblica, per cui lo pago, devo pagarlo sicuramente con mezzo tracciato per poter avere la detrazione del 19%. Quando pago l'asilo di mio figlio o la scuola di mio figlio devo pagare con mezzo tracciato, per cui devo pagare con il bonifico, oppure devo pagare con il bancomat, oppure devo pagare con la carta di credito. Queste sono cosine che servono per portarsi a casa quel famoso 19%. Poi devo stare attento a un'altra cosa, che sempre più aziende, per esempio, parliamo per esempio degli utenti attivi, ovvero che sono i lavoratori, hanno dei fondi interni all'azienda stessa, per i quali praticamente vengono erogate una parte dei rimborsi di queste spese che vengono viste qui adesso anche in sovraimpressione. In questo caso bisognerà che l'utente stesso si preoccupi di tenere conto di quelle spese per le quali ha avuto il rimborso stesso, perché a noi risulterà, perché col sistema tessera sanitaria verrà fuori che delle 1.000 euro di spese che io ho sostenuto magari ho chiesto rimborso per 400 euro, per cui siccome non ne ho sostenute per 400 euro dovrò indicare in dichiarazione dei redditi 600 euro. Poi c'è tutto il discorso dei mutui, che sono delle detrazioni molto importanti, che sono delle spese molto importanti. Anche qui c'è il discorso della tracciabilità, ma non è tanto vincolante, perché il 99,99% il mutuo lo si paga tramite un RID, tramite un addebito, che è praticamente l'equivalente, un addebito su conto corrente, che è l'equivalente di un pagamento tracciato. E poi c'è tutto il novero delle detrazioni per quanto riguarda gli interventi sulla casa, che sono molto importanti, che sono detrazioni in questo caso, che vanno dal 36% all'80%, ma addirittura al 110%, per cui se le pongo in dichiarazione posso guadagnare anche un 10%. Ci sono le detrazioni per gli affitti anche, perché se io vivo in affitto posso usufruire dell'affitto stesso. Posso portarlo in detrazione, mi danno un contributo da 150 a 300 euro a seconda del mio reddito di riferimento, oppure 247 euro, 495 euro, sempre a seconda del mio reddito di riferimento, con una piccola particolarità.
Se io sono incapiente, ovvero sono in situazione, come diceva prima Paolino Barbiero, ho una pensione minima, non posso portarmi in detrazione nulla delle altre spese. Per quanto riguarda invece l'affitto, la detrazione dell'affitto è l'unica eccezione ammessa, per cui la detrazione anche con una no tax area, ovvero con nulla di imposta pagata, posso portarmi a casa la detrazione di 150, 300 oppure 495 euro. Ci sono tante piccole particolarità, tante detrazioni che vanno a incidere nella nostra dichiarazione, che tante volte l'utente non sa neanche che esistano, per cui quando si sostengono delle spese durante l'anno è bene sempre metterle via e farsi soprattutto rilasciare il documento, la fattura. Questo abbiamo capito che è importantissimo, è il passaggio fondamentale. Prima di andare in pubblicità però lascerei spazio a una telefonata. Pronto, chi parla, da dove chiama? Salve. Salve, buongiorno. Prego. Niente, allora io stavo seguendo il vostro programma, ho visto che parlavate di 7:30. Lei allora la signora? Io ogni anno, Gaspari Rossella. Prego Rossella. Allora io ogni anno faccio 7:30 con la CGIL. L'altro anno sono andata a farlo, praticamente io avevo 2 fatture del dentista per il valore di 3.200 euro. Questo dentista io avevo fatto un finanziamento, perciò comunque io l'ho pagato e avevo le 2 fatture con scritto che io avevo pagato il dentista. Quando sono andata a fare la dichiarazione del 730 non me l'hanno voluta scaricare, praticamente non me l'hanno rimborsato, perché mi dicevano che questo dentista al periodo del Covid aveva chiuso e adesso hanno dichiarato fallimento e a me non mi hanno rimborsato nel 730 i miei 3.600 euro che comunque risultano da me pagati. Mi sembra una vicenda molto strana questa, per vero. Messa così, sì, dopo... Era la Dentiplex di Mestre, molto conosciuta perché tutti ne hanno parlato. Ma quindi non vedo il collegamento tra le due cose. Perché se ha pagato... Scusate, siccome ho avuto modo abbiamo discusso anche in coordinamento regionale, sì, c'era un problema di riconducibilità al momento del pagamento della spesa. Perché appunto era stata fatta con una finanziaria, nel frattempo era stata dichiarata fallimento, è fallita praticamente questa società e conseguentemente c'era un problema di riconducibilità della spesa all'effettivo sostenimento. E quindi come se ne esce da questo rebus? Il problema è questo, se non si ha la possibilità di avere la prova di pagamento da parte della finanziaria effettuata da parte del contribuente, con la fattura con scritto finanziamento non è che puoi fare molto dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate. Sì, sono problemi gravi questi, grossi. Oltretutto perché c'è anche il problema della tracciabilità. No, allora dunque io ce l'ho. Io ho il saldo in mano che ho pagato. Lei ha il saldo in mano? Perché io sapevo che c'era un problema di deperire quello che è stato poi il saldo della finanziaria, cioè quando la finanziaria ha saldato la spesa. Questo magari non saprei dirle allora perché non è stata inserita. Perché il problema principale era quello, ricondurlo al momento temporale in cui è stato pagato e non tutti avevano, erano pochissime le persone. Graziano, se ci facciamo dare il numero della signora, magari facciamo una verifica. È meglio. Assolutamente. Se ci lascia il numero, signora Rossella, verifichiamo anche qui i nostri di Mestre. Rossella, lasci il numero alla regia, perché appunto c'è qualcosa che non torna e la questione va approfondita. Ritorniamo. Sì, certo, grazie. Grazie a lei, Rossella. Noi ci vediamo fra qualche istante, c'è la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per Straordinaria 3, stiamo parlando di dichiarazione dei redditi di 730, i centralini sono bollenti e quindi lasciamo spazio a un'altra telefonata. Pronto, chi parla? Ciao, buongiorno, Menegato Luigi. Buongiorno Luigi, da dove chiama? Cannellù di Macerata, provincia di Treviso. Io voglio parlare con il signore Paolino. Prego. Io ho 54 anni. Giovanissimo. Ho 12 anni di lavoro, se un domani quando io vado in pensione cosa mi capiterà?
Cioè, con 54 anni ne hai 12 di contributi versati. Sì. Tanto ne devi lavorare altri 8 per fare i 20. 9 anni. Però adesso io prendo solo il reddito di cittadinanza perché non trovo il lavoro. Ma il reddito di cittadinanza non è infinito, quindi bisogna fare in modo anche attraverso i servizi sociali che ti diano... Io ho già provato a parlare con l'assistente sociale e tutto, l'ho detto adesso spererò una roba solo se qualcuno mi aiuterà a pagare 9 anni e mi manca. Ho sentito, sono andato a informarmi anche dal patronato Inca e mi manca 9 anni e un mese, posso chiedere la pensione minima. Sì, quindi ne hai come si dice 11. 21 anni e un mese. Signor Carlo, ma lei che lavoro vorrebbe fare? È disponibile a... Anche abbondante, con tutto, non c'è problemi, mi basta 9 anni di lavorare. Perché poi appunto conviene rivolgersi appunto ai servizi sociali del comune di Macerata oppure al centro per l'impiego per vedere, perché insomma adesso... Io ho già stato anche sull'impiego, non c'è niente. La sede sociale mi manda a Silea, fa un corso perché io so anche mezzo i casini, truffe, robe così, non mi accetta nessuno. Si faccia aiutare, signor Carlo, anche dai servizi per l'impiego? Deve insistere presso i servizi sociali del comune. Io perché sono solo approvo e non mi accetta. E anche ha fatto l'emergenza anche a cominciare a fare un inserimento sui lavori socialmente utili, ci sono cooperative che fanno inserimenti per casi di questo tipo e poi da là si può aprire una strada che molto probabilmente può cambiarti anche la condizione di disagio in cui sei. Certo. Questo è il consiglio. Signor Carlo, io ho fatto anche la domanda di emergenza del reddito di cittadinanza, però non mi è stata accettata. Allora qua il quadro un po' si complica. Comunque resta buono il consiglio di Barbiero, si rivolga ai servizi sociali del comune, perché insomma se il suo obiettivo è arrivare alla pensione la strada è ancora abbastanza lunga e tortuosa. Anche perché se ha 54 anni fino a 67 ci stanno i 9 anni di lavoro per raggiungere il minimo e poi chiaramente arriverà a percepire una pensione che è minima, quindi di 512 euro. Signor Carlo, in bocca al lupo. Giomo, siamo proprio alle battute conclusive. Il tema, volendo, potremo svilupparlo per ore e ore, perché insomma riguarda tutti e riguarda tantissime spese, e lo abbiamo visto. Che appello si sente di lanciare ai cittadini contribuenti proprio in 30 secondi? Microfono, Giomo. Devi aprire il microfono. Scusi, passare presso i nostri uffici fino al 30 di settembre per vedere se c'è l'opportunità di fare il 730. Graziano, come diceva lei, non ha avuto modo di dare un'ampia panoramica di tutte le varie opportunità. Quando parliamo di dichiarazione dei redditi, la parola dichiarazione ci porta a pensare che devo dichiarare qualcosa e che il risultato magari può anche portare un debito. Ecco, ci sono tantissime situazioni in cui un lavoratore ha anche solo una CIU o comunque posizioni date anche dalla causa Covid, per cui ahimè c'è anche l'obbligo comunque di presentare la dichiarazione a causa del rilascio della doppia CIU intervenuta nel 2020. È possibile comunque recuperare delle somme, le detrazioni sbagliate, il bonus eventualmente che non è stato magari applicato in maniera corretta dal datore. Ecco, il consiglio che mi sento di dare è non escludersi a priori questa possibilità, opportunità per vedere in qualche misura magari diciamo recuperare delle piccole somme che ripeto aiutano indubbiamente quello che è il bilancio familiare. L'ISE è un altro strumento importante, è un servizio gratuito e anche questo servirà a una platea grandissima di lavoratori dal 1° di gennaio che dovranno rinnovare o presentare per la prima volta l'ISE per poter ottenere anche il famoso assegno unico, certo, che oggi
sappiamo è partito come assegno ponte temporaneo dal 1 luglio al 31 dicembre, ma riguarda solo una piccola fascia di utenti. E anche questo è un tema attualissimo e al quale abbiamo già dedicato delle puntate, ma probabilmente ne dedicheremo altre. Perché la prossima puntata, Monica, ci sono troppe telefonate. Sì, ce ne sono veramente tante. Facci vivi mercoledì prossimo. E se apriamo anche quello, il fronte dell'ISEE non è più finita oggi. Quindi io vi ringrazio, grazie davvero a Monica Giomo, amministratrice di Treviso Servizi SRL, al responsabile fiscale Graziano Basso per la solita chiarezza, perché siamo entrati nel vivo comunque di questioni importanti. Paolino Barbiero, lei stamattina era con alcuni sindaci della provincia di Treviso. In 20 secondi può dirmi per fare cosa? È un'iniziativa importante perché parte dal presupposto che ormai tutti ritengono necessario ripensare le politiche pubbliche, perché abbiamo visto che durante la pandemia, se non c'era il pubblico, le cose sarebbero state complicate. E quando si parla di pubblico non parlo solo dell'aspetto di tutte le persone che hanno gestito la fase sanitaria, parlo anche del pubblico, in questo caso dei comuni, che attraverso gli assistenti sociali hanno gestito tutta la fase di emergenza che è capitata nelle famiglie, se pensiamo agli anziani soli, ai disabili, a chi non percepiva la cassa integrazione, alla distribuzione del bonus alimentare. Cioè, se non ci fosse stato un pubblico pronto, noi avremmo avuto delle ripercussioni peggiori, ma abbiamo anche visto che il pubblico può e deve fare meglio, quindi l'idea di ripensare le politiche pubbliche va proprio in questa direzione, anche perché alla fine, se poi noi riusciamo a conciliare e a semplificare tutta l'attività che il pubblico fa a disposizione sia delle famiglie sia delle imprese, molto probabilmente anche noi come sindacato, che siamo molto spesso interlocutori con il pubblico, penso alla dichiarazione dei redditi, ma anche per presentare la domanda di pensione con l'INPS piuttosto di invalidità, se tutte queste situazioni si semplificano ci saranno delle risposte migliori e anche una qualità della vita della persona, perché se invece di aspettare 6 mesi per avere l'invalidità aspetta 15 giorni, credo che sia più contento e meno arrabbiato, insomma, con il sistema paese. Tutti i temi che la CGIL ha sul tavolo con il governo Draghi, tra l'altro. Ma anche qui c'è la partita delle pensioni, degli ammortizzatori sociali, perché hanno fatto l'accordo sui licenziamenti e abbiamo visto che la prima impresa che ha potuto, invece di procedere alla cassa integrazione, ha mandato i licenziamenti via mail. È un caso? No, ce ne saranno degli altri, quindi c'è la necessità di tenere insieme la riforma degli ammortizzatori sociali, la questione che finisce quota 100 e quindi ci vuole la riforma anche sulle pensioni, e noi abbiamo fatto la proposta, e devo dire che in questo periodo il governo è un po' sfuggente con noi. Pensiamo che sia stato così perché erano tutti impegnati a tifare l'Italia, adesso il campionato europeo è finito, abbiamo vinto, questo porterà anche un po' di PIL in più, quindi ci saranno risorse anche per fare delle operazioni che stiamo chiedendo da tempo come sindacato. Oltre a risollevare un po' il morale delle truppe, insomma. Grazie davvero, siamo in conclusione, ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Simone Merlo in plancia di comando dalle 12. Ci sarebbero altre telefonate, ma mi scuso anche con i telespettatori, ci rivedremo mercoledì prossimo. Grazie davvero, rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso Belluno. Buon proseguimento di giornata.